Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre. In primo piano oggi la cronaca, perché c'è stata un'altra tragedia della strada, l'ennesima, in provincia di Rovigo. Una donna di 24 anni, Diana Galicai di Baddiapolesine, è morta in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Castelmassa. La giovane alla guida di una Volkswagen Lupa è finita contro la recinzione di un'abitazione privata, decedendo sul colpo. Ma torniamo anche a parlare della rivolta che c'è stata nel carcere minorile di Treviso. Tutti i detenuti nel tardo pomeriggio sono stati trasferiti in altri penitenziari. Ovviamente ci sono ispezioni in corso dell'episodio. Fra l'altro è stato avvertito anche il ministro della giustizia e a questa aggressione ne segue un'altra nella penitenziario di Belluno. Un poliziotto è stato aggredito per futili motivi da un detenuto già più volte segnalato, poiché poco in linea con i regolamenti interni dell'istituto. Dunque due fatti che sono avvenuti a distanza di poche ore. Purtroppo, commenta Robert Dares della segreteria territoriale della CISL FNS, la parvenza di libertà respirata a causa dell'attuale periodo garantista si sta tramutando in senso di impunità, generando continuamente eventi spiacevoli all'interno degli istituti di pena, complicando ancora di più il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Ovviamente maggiori dettagli poi nel corso anche non solo di questa edizione, ma nel corso anche dei nostri telegiornali di questa sera. Parliamo anche di Covid, perché c'è un più 6.861 contagi nelle ultime 24 ore, una curva che continua comunque a crescere a livello di contagi. E parliamo anche del caro energia, sentiremo quali sono le nuove manovre del governo. Ne parliamo subito in diretta, perché l'ho visto sullo schermo, lo vedo sullo schermo ora, con Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Partiamo proprio da questo, insomma, caro bollette, insomma, le nuove mosse del governo. Diciamo che il governo ha già dato che sono volte appunto a calmierare, abbassare il costo dell'energia, del gas e anche dei carburanti. Dovrà essere mantenuta un'impostazione che possa determinare che ci siano delle risorse ancora per questo a favore delle famiglie e delle imprese. E dopo Pasqua il governo fa un altro intervento in tal senso. E intanto diciamo che sono seguite delle azioni per diversificare le fonti di approvvigionamento. È stato raggiunto un importante accordo con l'Algeria che ridurrà di 1/3 la dipendenza dal gas della Russia, e così come sono state approvate delle misure di semplificazione per la realizzazione, l'installazione di impianti per energia rinnovabile nel nostro Paese. Insomma, le conseguenze della guerra sono pesanti sulla nostra economia e sulla nostra società. Gli interventi che si stanno facendo servono per attrezzarci a superare questo collo di bottiglia che rischia di costituire una strozzatura per il nostro sistema, e quindi noi dobbiamo lavorare con delle misure che invece mantengano la competitività delle imprese pur in una situazione difficile come questa. Ecco, fra l'altro io volevo anche chiedere un'opinione su quello che sta accadendo anche, insomma, Finlandia e Svezia nella NATO, e Mosca dice attenzioni perché ci saranno delle conseguenze. Insomma, una situazione che si allarga e che diventa davvero preoccupante. Io direi che innanzitutto dobbiamo dire che questa guerra è sempre più inaccettabile, anche perché stiamo vedendo delle immagini davvero incredibili, quello che abbiamo visto a Bucha, i massacri dei civili, dei bambini, delle donne, gli abusi, le violenze, l'alto numero di vittime umane ci devono spingere fino in fondo ad assumere un'iniziativa perché questa guerra sia finita, perché Putin capisca che non può continuare in questo massacro
E perché questo possa avvenire ci deve essere un'iniziativa dell'Europa per farsi un garante di una prospettiva di questo genere insieme agli Stati Uniti, e contemporaneamente è necessario continuare a aiutare il popolo ucraino che sta resistendo. È evidente che questa situazione così delicata non incide solo in Ucraina, ma rischia di incidere negli equilibri del mondo e dell'Europa. Quindi lei ha citato le possibili iniziative di momento di questo si tratta dei paesi nordici. Sì. Questo che cosa ci dice? Ci dice che l'Europa deve ritrovare un ruolo multipolare, e che noi non ci possiamo adattare ad una tripartizione in cui c'è la Cina, c'è la Russia e gli Stati Uniti e l'Europa non conta niente. In questo senso l'Alleanza Atlantica è molto importante, ma al contempo dobbiamo dare all'Europa quell'identità politica di una difesa comune, di una sicurezza comune, che le possono fare questo salto in avanti rispetto alla propria credibilità anche internazionale. Ma ripeto, in questo momento bisogna fare ancora ogni sforzo perché si abbandoni questa guerra che sta producendo un numero di vittime davvero troppo alto, se si potesse dire, è sempre alto, e soprattutto una situazione drammatica per il popolo ucraino. Ecco, invece torniamo anche a parlare insomma di fatti comunque gravi avvenuti qua nel Veneto. Non so se ha sentito all'inizio per quanto riguarda la rivolta nel carcere minorile di Treviso, con insomma danni alla struttura notevoli, insomma delle zone che sono state ritenute inagibili dai vigili del fuoco. E a questo detenuti che sono stati trasferiti già ieri nel tardo pomeriggio, i 13 detenuti in altri penitenziari, e ieri un'altra aggressione nel carcere di Belluno con un agente penitenziario che è rimasto ferito per futili motivi. Insomma, una situazione, dicono dai sindacati, insostenibili. Fra l'altro la problematica, ed è questo che volevo chiedere a lei, era proprio che c'è una legge per cui insomma nel carcere minorile ci sono anche persone che sono maggiorenni, detenuti maggiorenni, che sono stati incarcerati quando erano minorenni e che stanno scontando la pena, ma che ora hanno insomma 20-21 anni, e sono proprio quelli che fra l'altro hanno insomma capeggiato la rivolta di martedì al carcere di Treviso. Insomma, una situazione, dicono gli agenti penitenziari, dicono i sindacati, che sta diventando impossibile, e fra l'altro è esplosiva, come si vede Treviso, ma poi subito dopo anche a Belluno. Sì, sinceramente ha suscitato molto scalpore e preoccupazione la notizia della rivolta del carcere di Santa Buona, soprattutto per quello che ha detto lei. Si tratta di un carcere minorile. Credo che le ispezioni che sono in corso faranno chiarezza sulla dinamica degli eventi e sulle ragioni che li hanno determinati, e non possiamo che aspettare di avere questi dati per poterci esprimere meglio. Intanto io voglio esprimere la mia solidarietà alle forze della polizia, alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria, che comunque sono intervenuti per sedare questa rivolta, e naturalmente credo anche che questo fatto debba accendere un riflettore sulla situazione degli istituti penitenziari della nostra regione, sul personale, sulle attrezzature, su quanto possono essere, come è previsto dalla nostra Costituzione, anche degli istituti per il recupero della persona e non per un ulteriore aggravio delle condizioni di quella persona. È un equilibrio molto difficile, che però deve essere raggiunto, e per prima cosa credo che bisognerà intervenire per garantire personale all'interno delle carceri, che possa svolgere sia l'attività di ordinaria amministrazione e di controllo, che è quella
di carattere più educativo. Ecco, Mi pare che debba essere questo l'obiettivo al quale noi guardiamo. Ecco, noi abbiamo visto le immagini poi del trasferimento proprio dei detenuti ieri nel tardo pomeriggio. Fra l'altro, le chiedo solo questo, poi magari parliamo anche di un altro argomento. Proprio uno dei sindacalisti della CISL dice che questa parvenza di libertà respirata a causa dell'attuale periodo garantista si sta tramutando in senso di impunità, generando continuamente, dice, eventi spiacevoli all'interno degli istituti di pena. Insomma, dice bisogna fare qualcosa, una situazione che comunque si sapeva che era esplosiva già prima che accadessero questi fatti. Adesso non sono in grado di valutare queste dichiarazioni perché non le ho viste. Quello che io dico è che noi ci dovremmo porre un tema, mentre le volte vanno condannate, ci dobbiamo porre un tema che è quello della, diciamo, una riflessione sugli istituti penitenziari, nel nostro caso della nostra regione, sul personale che è a disposizione, sulle condizioni di affollamento, sovraffollamento e sugli interventi che possono essere fatti per garantire il personale, quindi polizia penitenziaria, il personale di carattere, diciamo, sostegno educativo e delle strutture, delle condizioni che possono determinare il recupero di queste persone, di questi ragazzi in questo caso. Io sono sempre mosso dall'idea che le persone possano come dire, avere dei percorsi che li possano far uscire dalla situazione nelle quali si sono trovati e per le quali stanno in un carcere. Non è facile, ma per fare questo ci vogliono condizioni e anche il personale adatto per poterlo fare. Parliamo invece di un argomento tanto caro, insomma, ai veneti. Parliamo di autonomia del Veneto. 1634 giorni di stallo dal referendum del 22 ottobre 2017. Voi dite, insomma, si può fare anche in questa legislatura. Ma da quando io sono segretario regionale del Partito Democratico ho cercato di, ci siamo detti anche in altre occasioni, di collocare il PD nella società veneta e soprattutto di fare delle proposte ben precise che possono migliorare alcuni settori. L'abbiamo fatto nei giorni scorsi riguardo alla sanità e ieri invece abbiamo fatto delle nostre proposte per sbloccare la situazione che c'è attorno all'autonomia differenziata. Come lei ha detto, è un argomento che sta a cuore ai veneti. Io so che diciamo, ha delle ragioni radicate dal punto di vista storico, culturale, identitario, che vanno al di là di questo o quel partito, ed è per questa ragione che noi abbiamo detto usciamo dallo stallo, visto che in 4 anni al di là della propaganda non si è prodotto nulla. Individuiamo una strada su come è possibile farlo. Abbiamo detto che le 23 materie chieste dal Veneto, tutto e subito, non hanno prodotto alcun risultato. Concentriamoci su alcune iniziative e abbiamo elencato quali possono essere le materie in questo momento da realizzare. Poi abbiamo anche individuato quali possono essere le risorse per poter realizzare queste prerogative e abbiamo anche detto che tutto ciò che il Veneto farà di meglio servirà per trattenere più risorse nel nostro territorio. Abbiamo chiesto di istituire in Consiglio regionale una commissione speciale su questo e stiamo interloquendo con il governo nazionale dicendo si approvi una legge quadro che stabilisce quali sono, diciamo, le regole che dovranno essere rispettate tra Stato e Regioni e dentro questa legge quadro si stabiliscano quali sono le materie. Noi abbiamo detto partiamo dalle materie che sono più utili per il Veneto. Per quanto ci riguarda, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di politiche attive del lavoro, stiamo parlando di formazione scolastica, di formazione professionale, di istituti tecnici superiori, stiamo parlando di internazionalizzazione delle imprese, stiamo parlando di rigenerazione urbana e di recupero del territorio, cioè concentriamoci su quelle materie che servono veramente ai veneti. Io non credo che ai veneti servano 70.000
docenti o impiegati amministrativi che passino dal Ministero dell'Istruzione alla Regione Veneto. Non credo che il Veneto sia in grado di occuparsi di energia, ne parliamo tutti i giorni, è ormai una dimensione globale. Penso invece che il Veneto potrebbe occuparsi di queste materie. Intanto ne abbiamo individuate alcune e poi ne possiamo individuare delle altre per sbloccare la situazione. Se tutti hanno a cuore questa autonomia, bisognerebbe sedersi intorno a un tavolo e dire: bene, facciamo un accordo, produciamola così. È così che si fa politica, è così che si fanno gli interessi dei veneti. Ecco, noi ci stiamo sforzando di entrare nel merito e di uscire dalla propaganda. Se invece qualcuno ritiene solo di voler fare propaganda, certo, continuerà a farla, ma non avrà messo al centro gli interessi del Veneto e dei veneti. Ecco, quindi secondo lei sarebbe fattibile durante questa legislatura ottenere almeno questa parte di autonomia di queste 7 materie? Sì, 7 materie che magari possono diventare anche un numero superiore entrando nel merito, perché nel merito nessuno ci è mai entrato in realtà. Io in questo periodo sto incontrando categorie economiche, forze sociali, imprese e se parli del merito nessuno ha mai avuto l'occasione di poter discutere. Dico che si può fare innanzitutto perché ci si deve sempre provare fino all'ultimo e perché in fondo 2 anni di pandemia dovrebbero aver dimostrato che è necessario avere una leale collaborazione tra Stato e Regioni. Così abbiamo affrontato la pandemia. Certo. E poi in questo momento esiste una maggioranza parlamentare così consistente che sostiene il governo Draghi e che dovrebbe spingere verso la costruzione di un'intesa. Se davvero la si vuole e se invece non si vuole continuare a sventolare la bandiera. Ed è per questo che io credo che in questo scorcio di legislatura non manca molto, ma si potrebbe adottare la legge quadro e una volta adottata la legge quadro fare in modo che Regioni e Stato, sulla base di questi principi generali, possano negoziare quali sono le materie migliori e per partire le materie migliori sono quelle che abbiamo modestamente indicato. Certo. Dobbiamo partire e fare in modo che questa autonomia finalmente anche perché a che cosa serve? Serve per continuare a fare convegni o conferenze stampa? No, serve per poter dare risposte più efficienti ai cittadini. È un'autonomia a favore dei cittadini, è un'amministrazione più efficiente. E quindi se vogliamo fare questo, secondo me bisognerebbe utilizzare anche questi mesi per raggiungere un obiettivo. Grazie davvero, grazie Andrea Martella per questo scorcio importante di autonomia che tanti veneti si attendono. Grazie davvero. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti, torniamo a parlare di questa rivolta perché dovremo avere in collegamento Skype il segretario regionale, il coordinatore nazionale del settore minorile della SAPEC. Eccolo qui, lo vedo, Carmine D'Avanzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, insomma noi abbiamo parlato oggi dei detenuti che sono stati trasferiti da Treviso, abbiamo visto però anche nel carcere di Belluno un'aggressione ad un poliziotto penitenziario per futili motivi, una situazione insomma che è difficile ed esplosiva e soprattutto per i poliziotti che stanno operando, insomma è una situazione complicata. Non parliamo solo tanto dei penitenziari veneti, ma un po' in tutta Italia. Sì, certo, continua il momento caldo delle carceri e diciamo che il personale di polizia penitenziaria sta approfondendo ogni sforzo possibile per tenere a bada gli istituti sotto il profilo della sicurezza. Ovviamente quello che è successo nel carcere minorile di ieri è insomma un evento critico alquanto allarmante che insomma ci impone una riflessione attenta sullo stato delle carceri, soprattutto quelle minorili, che è il settore di cui mi occupo per quanto concerne l'organizzazione sindacale SAP, che è quella
maggiormente rappresentativa del personale del corpo di polizia penitenziaria. Diciamo che ieri voglio anche cogliere l'occasione per rivolgere un plauso al personale che è intervenuto tempestivamente per evitare il peggio, perché la situazione era degenerata a un punto tale che potevano rischiare anche loro stesse, l'utenza, i minori ospiti potevano rischiare una intossicazione e anche conseguenze peggiori. E diciamo che grazie al pronto intervento del personale si è scongiurato, diciamo, situazioni al limite del rischio della incolumità, sia loro dell'utenza e sia del personale stesso che è dovuto lì. Poi ovviamente si è chiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco, che sono riusciti ad evitare anche che alcuni cancelli che rischiavano di non potersi aprire, e quindi questo è stato un grande intervento sotto il profilo della sicurezza. Ecco, lei ci poneva anche un punto, insomma, importante, una legge che dovrebbe comunque essere modificata, che è quella del fatto che nel carcere minorile in realtà ci sono anche dei maggiorenni che sono entrati quando erano minorenni e continuano a rimanere, insomma, nel carcere minorile. Ed è quello un po' che è accaduto a Treviso, un po' la guida di questa rivolta è stata fatta proprio dai maggiorenni. Sì, in effetti stiamo parlando che la quasi totalità degli istituti minorili ha, diciamo così, per quanto concerne l'utenza ospite, abbiamo un 50% di personale di minori che vengono detti una fascia, diciamo, di età compresa dai 18 ai 25 anni, che hanno commesso dei reati da minori, e però siccome questa legge prevede che qualora ci sia una condanna che vada anche oltre i 18 anni, può permanere, può sostare negli istituti minorili fino a 25 anni. Però diciamo che nella legge è insita anche una cosa, che qualora, diciamo, non diano manifestazione di insofferenza al regime penitenziario, cioè quando invece si rendono protagonisti di questa tipologia di rivolta, andrebbero immediatamente, diciamo, spostati, perché nella legge c'è questa cosa qui. Ovviamente un ragionamento va fatto un poco a 360 gradi, perché se è vero che abbiamo una legislazione penale minorile all'avanguardia a livello europeo, è anche vero che dobbiamo porci anche delle domande, perché non abbiamo istituti minorili all'avanguardia sul piano strutturale, e quello di Treviso, per esempio, non è che garantisce tutta una situazione ottimale sul piano della struttura. E quindi noi abbiamo gli istituti minorili che sono vecchi edifici, ex conventi che sono stati riadattati e con tutte le carenze che ci sono, delle deficienze strutturali. Quindi va fatto un ragionamento con l'amministrazione per cercare di individuare soluzioni a medio termine per garantire anche, diciamo, una situazione di ospitalità migliore rispetto a quella attuale. Ovviamente poi c'è anche da considerare che il personale è carente della polizia penitenziaria, e quindi anche su questo va fatta un'approfondita riflessione. Ecco, fra l'altro, insomma, i danni abbiamo visto, abbiamo anche detto nel corso dei nostri telegiornali, i danni alla struttura, insomma, sono stati anche ingenti nella struttura del carcere minorile. Sì, allora l'amministrazione si è recata lì ieri, anche stamattina, stanno verificando l'entità, la portata dei danni, e credo che si ipotizzi una sospensione temporanea del servizio, della ospitalità. Poi sicuramente insomma, sono stati spostati in altri istituti del sud Italia, e anche qui poi dove sono stati allocati c'è necessità di un supporto operativo per insomma, l'aumentato numero dell'utenza presso questi istituti minorili dove sono stati, insomma, portati. E quindi io credo che sia giunto anche il momento, visto il periodo che anche Bologna, tra l'altro, anche qualche altro istituto minorile sta avendo sia sovraffollamento, sia, diciamo così, alcuni detenuti con problematiche di tipo psichiatrico, che anche questo, oltre, diciamo, all'utenza che è di origine magrebina, nordafricana, e che tipo quello che è successo a Treviso, c'erano 8 detenuti che, insomma, volevano che si rispettasse il Ramadan,
e che per cui magari se il cibo non era adatto a quelle che erano, diciamo, le loro, a questo punto hanno iniziato anche a dare, come dire, hanno iniziato a inscenare questa protesta che però non trova un alibi, perché se è vero che siamo in un istituto minorile dove il servizio mensa è sempre stato, diciamo, adeguato alle esigenze di questa utenza qui, bastava semplicemente chiedere un altro tipo di tipologia dell'utenza, ma senza dare adito a una protesta rivoltosa di questo livello. Ecco, voi adesso come sindacato, come SAPPE, farete qualcosa, insomma, perché ci dicono un po' dappertutto, le situazioni sono comunque difficili ed esplosive un po' dappertutto. Certamente chiederemo all'amministrazione di attivare un tavolo di confronto dove lì possiamo trovare congiuntamente delle soluzioni percorribili a breve. È il caso che comunque l'amministrazione si renda conto che non si può continuare così, perché c'è un innalzamento del livello di allerta ma anche di sicurezza, e qui è in gioco l'incolumità del personale, degli operatori tutti. E non possiamo consentire, diciamo, che un istituto che è un presidio di legalità, un ultimo dello Stato, debba, diciamo così, vivere momenti di tensione forte in questo modo. Quindi urge un tavolo dove affrontare a 360 gradi le questioni, diciamo, anche della modifica eventuale di questa legge del 121 del 2018, e soprattutto magari rendere meglio l'applicazione, ovviamente anche vedendo quali sono le strutture più idonee, anche ipotizzando magari la costruzione di veri e propri istituti ex novo minorili, con tutte, diciamo, le caratteristiche strutturali per poter differenziare, perché occorrerebbero anche dei circuiti trattamentali differenti, perché non possiamo equiparare le esigenze di quelli che sono da 18 a 25 anni con quelli che sono da 14 a 18 anni. Quindi anche un piano trattamentale da differenziare. E questo magari non lo si può fare avendo una commissione mista tra queste due fasce generazionali, e quindi è la legge che va un pochino, diciamo, rivista, certo, e credo che siano anche maturi i tempi. Io la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e leggeremo anche il bollettino regionale, parleremo a Venezia con la nostra Anna Maria Parisi, che probabilmente parlerà anche della quarta dose che ricordiamo è già partita un po' in tutta la regione. Quindi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e ve l'avevo anticipato prima, parliamo anche della quarta dose per gli over 80 e per i fragili. Lo facciamo con la nostra Anna Maria Parisi da Venezia. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te, a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in diretta ospiti nella sede della direzione generale dell'azienda della ULSS 3 Serenissima in via Don Tosato a Mestre. Siamo in compagnia del direttore generale, il dottor Edgardo Contato. Buongiorno direttore, intanto grazie per averci ospitato, come spesso accade per le nostre dirette, nella nostra sede, e grazie anche per il fatto di essere qui, perché devi sapere Daniela che adesso avrebbe dovuto iniziare la conferenza stampa per fare il punto sulla quarta dose, naturalmente anti-Covid, e il direttore è qui con noi per darci un'anticipazione di quella che sarà la conferenza stampa. Allora, direttore Contato, si parla di questa quarta dose grazie al via libera di EMA, si parla per quanto riguarda il territorio della ULSS 3 Serenissima di circa 40.000 persone, certo, che avranno... Ecco, sono circa 50.000 persone, sono circa l'81% della popolazione over 80 che è stata sottoposta a vaccinazione con la terza dose. Da queste noi dovremo fare le dovute pulizie riferite a quelli che
hanno avuto la malattia, quindi tra la prima dose in su che si sono ammalati di Covid, questi vanno tolti dalla vaccinazione, diciamo dalla seconda booster, del secondo booster, e quindi arriveremo attorno ai 40.000 soggetti da vaccinare. La modalità di vaccinazione sarà la più ampia possibile, lasceremo tutte le opportunità che fino ad oggi abbiamo collaudato, quindi ampia collaborazione con i medici di medicina generale, il nostro accesso diretto, l'accesso su prenotazione e soprattutto una grande attenzione alle case di riposo. Ecco, le case di riposo, quindi particolarmente attenzionate naturalmente anche, non soltanto per gli ospiti ma anche per i familiari e i soggetti che andranno a fare visita a chi è ospitato nell'RSA, oltre che per il personale sanitario naturalmente. Sì, per il personale sanitario sempre molta attenzione e anche alle persone che fanno visita alle strutture per anziani ma anche ai nostri ospedali, però la vaccinazione è effettivamente diretta alle persone over 80 e alle persone che hanno problemi di sensibilità e di risposta immunitaria, quindi persone fragili, lette anche in termini abbastanza estensivi, non quelle fragilità canoniche, ma a queste vengono aggiunti altri soggetti tipo il diabete tipo 1, tipo le portatori di handicap, in questo caso problemi naturalmente immunitari, e sicuramente quelle persone che hanno maggior rischio di contrarre la malattia e subirne le conseguenze. Ecco, quindi Daniela, si diceva, per fare una breve sintesi, oltre 40.000 persone tra over 80 e persone con fragilità da vaccinare con la quarta dose qui nel territorio della ULSS 3 Serenissima, con una particolare attenzione ai soggetti ospiti nell'RSA, le case di riposo per intenderci. Direttore, ieri l'accesso ad ingresso libero per chi volesse vaccinarsi, da oggi si parte anche con la prenotazione, in modo tale da dare tutte le opportunità possibili, e soprattutto chiediamo anche ai medici di medicina generale di continuare con la collaborazione che noi abbiamo già consolidato in tutto questo periodo di pandemia e di vaccinazione relativa. Si parte con 10.000 dosi booster, mi corregga se sbaglio, per settimana, corretto? Sì, la nostra potenzialità è molto ampia e collaudata nel tempo, quindi noi partiremo con queste 10.000 dosi, in 4 settimane dovremo riuscire a far tutto sostanzialmente, sperando che questo obiettivo venga centrato. Qui chiedo a tutti di prendere con molta serietà la malattia, anche se oggi sembra che la cosa sia abbastanza passata così in secondo piano, perché i problemi magari sono altri, sono la guerra così, però la pandemia c'è, il virus circola, è un virus che grazie agli interventi fatti, grazie alle vaccinazioni è meno impattante, meno aggressivo sulla popolazione, ma c'è, e noi dobbiamo continuare a difenderci e soprattutto difendere le classi più deboli della nostra popolazione. Ecco, al riguardo, direttore, poi la lascio andare, non la trattengo oltre. C'è da dire che si sta vivendo un fenomeno particolare per quanto attiene appunto al virus, cioè che tanta gente vaccinata con le 3 dosi si ammala, certamente non in modo grave, così come abbiamo visto purtroppo con la prima ondata, con il primo lockdown anche di conseguenza, però c'è una recrudescenza in tal senso del fenomeno, si può parlare in tal senso, o è eccessivo? No, noi stiamo assistendo e acquisendo esperienza con un virus nuovo, un virus che abbiamo visto cambia, muta, si ricombina e quindi si adatta alle varie situazioni che incontra via via nel tempo, e noi dobbiamo seguire anche noi con attenzione questo evolvere del nostro, diciamo, di questa malattia. Però se c'è un dato di fatto assodato è che chi è stato vaccinato, chi ha avuto la vaccinazione corre meno rischi rispetto a chi la vaccinazione non l'ha rifiutata. Quindi questa è la strada vincente, direi. Poi la scienza va avanti, se ci sarà necessità di fare ulteriori considerazioni, sviluppare oltre il virus, abbiamo visto che le tecnologie ci sono, la capacità
scientifica c'è e noi che crediamo nella scienza siamo disposti ad andare avanti per questa strada. Daniela, hai domande da studio da rivolgere al direttore Contatto, visto che è qua e siamo qui in diretta? No, grazie Anna, è stato davvero chiarissimo, insomma notizie oltretutto importanti perché insomma soprattutto gli anziani stavano attendendo davvero la possibilità di iniziare a prenotare la quarta dose, quindi ringrazio davvero l'ospite, grazie anche a te. Grazie, allora termina qui il nostro collegamento e ringraziamo il direttore Edgardo Contatto, del direttore generale dell'azienda ULSS 3 Serenissima, dottore. Adesso la lascia la conferenza stampa. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Noi, grazie, arrivederci e buon proseguimento anche a voi per quanto attiene alla vostra diretta. Ci riaggiorniamo con le notizie nel corso del TG dell'edizione della sera. Arrivederci. Grazie davvero, grazie Anna Maria, buon lavoro. Noi andiamo avanti, vi presento subito l'ospite che è venuta qui da noi, che è Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Dunque, insomma, notizia che ci ha dato l'Anna Maria, abbiamo sentito l'ULSS 3, ma questo vale un po' per tutte da oggi. Insomma, i fragili, gli over 80 e le persone che hanno patologie dai 60 anni, giusto? Esattamente. Possono prenotare la famosa quarta dose. Sì, sicuramente ieri il direttore generale ne ha parlato appunto alla conferenza dei sindaci, appunto da oggi è attiva sia nelle due modalità di prenotazione diretta oppure di accesso diretto ai centri vaccinali, questo per dare la duplice possibilità. Diventa un'opportunità importante per i nostri centri servizi, ovviamente per i pazienti fragili che sono all'interno delle case di riposo, ma come diceva il direttore generale appunto anche per quei soggetti fragili dai 60 anni in su che magari sicuramente hanno situazioni magari di una patologia grave con un handicap grave ai sensi della legge 104 piuttosto che un paziente che abbia situazioni appunto di fragilità più importanti. Sicuramente è una notizia, come dicevi appunto tu prima, che si attendevano anche molti, soprattutto degli ospiti dei nostri centri servizi, proprio perché nella situazione attuale diventa importante, come lo ha evidenziato la vaccinazione, quello che ha fatto durante gli scorsi mesi, soprattutto in queste situazioni di fragilità, che ha permesso ovviamente, qualora anche vi fossero state situazioni di positivi, di averla in una maniera molto più leggera e quindi molto sicuramente più appetibile rispetto a quello che è successo ovviamente nella prima situazione. Sicuramente l'opportunità di poterlo fare anche ad accesso libero, quindi questo è importante ricordarlo nei centri vaccinali che appunto sono chiusi solamente il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, però in tutti gli altri giorni appunto a partire da oggi c'è anche la possibilità di accesso libero, questo per appunto dare anche l'opportunità anche a chi non riesce a prenotarla direttamente di poter accedere utilmente nei centri vaccinali dislocati nei nostri territori. Ecco, e leggiamo insieme anche il bollettino regionale perché resta su numeri alti il bollettino quotidiano dei contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 6.861 i nuovi positivi individuati con i tamponi, ieri erano invece 6.978, si registrano anche 13 morti, il totale dunque dei positivi dall'inizio dell'epidemia arriva così a quota 1.578.957, quello delle vittime a 14.302 e torna a salire dopo alcuni giorni anche il dato dei soggetti attualmente positivi che sono 78.515 con un più 719. Migliora invece la situazione, questa è importante, migliora la situazione invece dei numeri ospedalieri con 884 malati Covid ricoverati in area medica con un meno 19 e diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva che sono 43 con un meno 5. Dunque comunque una situazione che rimane di attenzione perché insomma i contagi rimangono comunque alti nonostante tutto. Sicuramente ne parlavamo anche ieri, anche per quel che riguarda anche la parte scolastica e quindi sicuramente questa attenzione che comunque, ripeto, anche rispetto alle situazioni che le amministrazioni si trovano anche a gestire anche a livello delle mense, che comunque viene ritenuto ancora il distanziamento, quindi il metro di distanza nelle sedute, quindi anche tutti questi costi che ovviamente come amministrazioni andremo a rendicontare all'interno del fondone. Chiaramente una cosa importante è proprio che adesso sicuramente è il momento anche più importante nel quale mantenere ovviamente i dispositivi e cercare di ricordare le buone regole che ci siamo dati fino a questo momento, soprattutto, ripeto, nella situazione scolastica nella quale permangono appunto determinate linee come questa per esempio che riguarda appunto la parte di reflezione ma anche tutta quella che riguarda poi l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle scuole. Ecco, riguardo proprio all'area scolastica la situazione dei contagi rimane comunque insomma attenzionata, monitorata?
Sì, sicuramente rimane attenzionata, è uno dei punti appunto su cui il direttore generale, il dottor Benazzi, ieri appunto ha fatto il punto con la conferenza dei sindaci, nella quale appunto spiegava la necessità ancora di tenere ben ferre, ben rispettate le regole che attualmente ci sono e che, ripeto, attualmente le amministrazioni hanno messo in campo non solo dal trasporto scolastico ma appunto anche dalla parte della mensa, nei distanziamenti e nel rispetto di tutta la normativa, e che, ripeto, appunto stanno continuando ad impegnare anche i nostri uffici, i nostri servizi per dare questo tipo di risposte. Chiaramente è un periodo molto importante rispetto a quello che abbiamo evidenziato oggi della quarta dose per quanto riguarda la popolazione anziana, ma non dimentichiamo appunto anche i ragazzi e quindi tutta quella fascia scolastica che ci tiene ovviamente in una situazione proprio di controllo e di valutazione di come sta andando appunto l'andamento. Quindi sicuramente un rispetto da parte di tutti ancora delle norme attualmente in vigenti. Ecco, e parliamo anche di orientamento e formazione, perché è stato siglato un protocollo. Sì, all'interno di questo protocollo con il CPIA, che è il centro provinciale per quel che riguarda l'istruzione adulti e quindi quella fascia che va a riguardare anche la parte di dispersione scolastica, unitamente alla conferenza dei sindaci, unitamente appunto sia ad Assindustria, Confartigianato, ma anche alla parte di Coldiretti, e quindi tutto quello che riguarda la formazione e la presa in carico di quei soggetti in dispersione scolastica. Io ringrazio davvero la dirigente del CPIA, perché questo ha permesso anche di fare squadra, di fare rete assieme alla nostra azienda sanitaria nel mettere insieme un protocollo che ci vedrà impegnati ovviamente nelle opportunità formative anche con Veneto Lavoro, perché diventa una collaborazione di più enti proprio per avere un passaggio di dati, ma non solo questo, ci permette di avere anche delle opportunità da dare ai nostri cittadini nell'invio tramite i nostri servizi sociali di opportunità che possono emergere. Sicuramente diventa un importante tassello verso anche tutta quell'attività che già i CPIA svolgono nel nostro territorio, che è quello relativo anche a soggetti che abbandonano magari prima della terza media e quindi vanno in dispersione scolastica, e che permettono appunto grazie al CPIA di riprendere appunto i corsi e successivamente avere una formazione. Un protocollo ovviamente che nasce in questo momento storico molto importante, che ci permette anche di attraversare diversi argomenti, tra cui quello della disabilità, perché diventerà poi fondamentale in questo protocollo riattivare tutto quello che già viene fatto da parte del nostro SIL e quindi dai servizi dell'azienda sanitaria proprio anche per l'integrazione lavorativa. Diventa un primo punto, uno step fondamentale, perché questo vuol dire mettere insieme il Ministero dell'Istruzione, di cui appunto fa parte il CPA, con appunto le amministrazioni locali e di vari enti e soggetti interessati, tra cui appunto Veneto Lavoro. Un importante, ripeto, snodo che ci permette di avere anche le opportunità anche specifiche dei nostri territori, anche attraverso tutta quella programmazione che Veneto Lavoro sta facendo, ma che non è l'unica che vede impegnate le nostre amministrazioni. Ecco, io vorrei fare anche un punto un po' della situazione. Abbiamo parlato insomma di quello che sta accadendo con Andrea Martella in Ucraina, con una situazione che continua a essere davvero difficile, per non dire insomma terribile, drammatica, e con l'arrivo dei profughi che non si ferma, e con l'accoglienza che sta dando tutto il popolo italiano, non solo l'Italia ovviamente, ma parliamo del Veneto, perché insomma com'è la situazione in questo momento, e con diciamo l'aiuto anche della Caritas. Sì, sicuramente nell'accordo quadro che abbiamo sviluppato, e che ovviamente adesso dà l'opportunità di aver messo assieme anche in questo caso la parte del provveditore degli studi della dottoressa Sardella, ma anche il CPA, l'azienda sanitaria, la conferenza dei sindaci, permette di mettere proprio a sistema quelle risorse che riguardano anche la parte relativa all'alfabetizzazione, quindi l'opportunità all'interno della nostra provincia di questi corsi che permettono appunto anche alle persone presenti di poter effettuare questo tipo di certificazione. Dall'altro lato, una delle preoccupazioni della conferenza dei sindaci che è emersa, e sulla quale con il direttore generale, il dottor Benazzi, abbiamo condiviso con la prefettura, ma poi appunto su questo si è interessato anche il presidente ANCI Veneto, è proprio la situazione dei minori non accompagnati, situazione che attualmente vede la nostra provincia su una situazione già di presenze che avevamo prima di non diciamo cittadini ucraini, ma di altri minori non accompagnati presenti all'interno della provincia, avere una ricaduta nel fondo non solo sanitario ma anche sociale dei comuni, perché ricordo che per esempio nel 2021, per quel che riguarda anche i trasferimenti da parte dello Stato, manca ancora l'ultimo trimestre del 2021, attualmente su una spesa dell'anno scorso di circa 175.000 euro, dal Ministero ce ne sono pervenuti 70.000 allo stato attuale, quindi risorse del sociale che i comuni stanno ovviamente andando a mettere a sistema per cercare di dare questo tipo di risposte. Oltre a questo anche la necessità di fare dei ragionamenti rispetto anche
anche alla disabilità, quindi alla presenza anche di persone con disabilità. Pertanto con il direttore si è condiviso di inviare appunto una lettera condivisa anche con la prefettura, proprio per far emergere questa necessità di avere dei trasferimenti da parte dello Stato centrale che vadano a riguardare questo. Ripeto, i dati che abbiamo degli attuali sono quelli che, ripeto, non hanno attualmente cittadinanza ucraina, però abbiamo situazioni ovviamente che arrivano anche dalla situazione balcanica di altri numeri, e quindi una preoccupazione forte che ovviamente è emersa all'interno della conferenza dei sindaci, oltre, ripeto, alle disabilità che devono trovare appunto risposta in strutture particolareggiate rispetto a questo. Quindi sicuramente un lavoro che stiamo cercando di portare avanti anche rispetto alla disponibilità che le famiglie hanno dato sul territorio, anche di accoglienza della popolazione. Ecco, poi fra l'altro insomma, l'annuncio che alle 13:30 ci collegheremo proprio con l'ospedale di Treviso, perché è in corso insomma, una conferenza che riguarda la sclerodermia, e Treviso diventa il centro di riferimento, uno dei centri di riferimento nazionale. Poi sentiremo anche il direttore generale Benazzi, quindi insomma torneremo a parlare dell'ULSS di Treviso. Parliamo anche di una cosa importante che riguarda insomma, le spese dentarie, che non sono difficili, sono costose, e c'è stato insomma, anche qui un protocollo per le famiglie con dei figli affidatari e che sono seguite ovviamente però dall'ULSS. Sì, sicuramente io ringrazio Andi, e in particolare Andi Treviso, quindi l'Associazione dei Dentisti Italiani della nostra provincia, perché questa sensibilità che hanno dato nei confronti proprio di questa fascia di popolazione molto fragile, quindi questa presa anche in carico da parte dei nostri servizi e quindi della sicurezza di cui andrà questo beneficio, ha permesso proprio alla conferenza dei sindaci di sottoscrivere questo protocollo che inizia ora con questo tipo di intervento proprio per i bambini di famiglie affidatarie, quindi già seguiti, come dicevi giustamente tu Daniela, dalla nostra azienda sanitaria, e che permette anche di avere un risvolto sul territorio di un certo tipo. Io ringrazio perché le condizioni di fragilità a cui attualmente assistiamo, e quindi anche attraverso i nostri servizi sociali e proprio a livello di impegno andiamo a sviluppare, diventano sempre delle collaborazioni fondamentali per andare anche ad abbattere poi tutti quei costi, tutti quegli interventi che come servizi sociali stiamo andando a rispondere. Questa è una delle iniziative che ovviamente viene inizialmente utilizzata proprio in questo target, ma che poi ovviamente potrà svilupparsi in altri target. Ringrazio veramente il presidente di Andi, perché questa è una delle opportunità che sono state presentate ai sindaci e che ha ottenuto da parte di tutti i sindaci il massimo apprezzamento, proprio perché andiamo ad individuare dei destinatari ben definiti, e sulle quali insomma anche con l'azienda sanitaria sono presi in carico, e abbiamo anche una certa tranquillità di chi andiamo a sostanzialmente anche ad osservare e a prendere come soggetto e modalità di intervento. Quindi ringrazio davvero, perché questa è un'opportunità che non è stata data solamente ad un unico comune, ma a tutta la provincia di Treviso, in questo caso appunto la conferenza dei sindaci, proprio in questo tipo di attività e di sensibilità che, ripeto, non sono da tutti. Quindi anche un servizio di tipo proprio volontario di questa adesione da parte dell'Andi, ma soprattutto anche che può essere fatta direttamente nei loro studi, e quindi davvero in un senso di reciprocità molto importante. Ecco, una domanda: quante sono più o meno le famiglie, se si conosce un po' il dato? Attualmente i beneficiari sono circa una sessantina. Nei tre distretti a cui appunto viene data il primo intervento in adesione. Appunto già dalla scorsa settimana, quando è partito questo protocollo, ha avuto davvero una buonissima adesione, e quindi io ringrazio, perché queste sono anche sensibilità che arrivano nel nostro territorio e che hanno effettivamente una ricaduta a livello proprio di tutte le amministrazioni comunali, proprio perché se viene anche intercettato il destinatario finale diventa anche fondamentale vedere poi i benefici che emergono rispetto a questo. Io mi fermerei un attimo, perché volevo insomma tornare anche con la cronaca, perché ci sono alcuni fatti che sono accaduti. Uno nel Vicentino parla di una situazione di omofobia. Un cliente ha lasciato una recensione da locale lamentandosi della presenza dei gay. La replica però dei gestori non si è fatta attendere sui social, ed i gestori hanno invitato il cliente e chi la pensano come loro a non presentarsi più nel locale. Sentiamo.
Invitiamo questa persona a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. È la posizione presa dai gestori di una nota bruschetteria del Vicentino nei confronti della recensione di un cliente che lamentava la presenza di gay nel loro locale e che ha scritto: "Mi hanno messo a mangiare a fianco dei gay, sinceramente non mi sono sentito a mio agio durante la consumazione". Vicenda diventata virale sui social in cui i gestori hanno replicato al post con l'invito a non tornare. E ci spostiamo a Venezia invece con una truffa dei bonus Covid. Dopo l'operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati altri 10 milioni, compresi 2 immobili a Venezia. Ci sono anche un'imprenditrice mestrina e uno di Chioggia nella truffa dei bonus Covid scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini. Un'operazione che lo scorso gennaio ha scoperchiato un'associazione a delinquere composta da 56 persone attive e 22 prestanome in tutta Italia e che avrebbe frodato lo Stato per 440 milioni, commercializzando falsi crediti di imposta introdotti tra le misure di sostegno governative del decreto rilancio 2020, nella fase più acuta della pandemia. Bonus di locazione, facciate, sisma bonus. I finanzieri hanno bloccato subito 305 milioni di crediti prima che venissero venduti. Bisognava rientrare in possesso di quelli già commercializzati per 135 milioni, ma che in realtà erano stati venduti più o meno al 40% del loro valore. Di questi gli investigatori per ora ne hanno sequestrati 40, tra immobili, società, veicoli, disponibilità finanziarie, ma mancano all'appello 14 milioni. L'ultima tranche risale a 2 giorni fa, quando i finanzieri hanno recuperato quasi 10 milioni sequestrando beni di vario tipo a 5 degli indagati, per i quali il GIP ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo. Si tratta di un commercialista riminese, un'imprenditrice mestrina, una di Rovigo, una di Milano, uno di Giulianova. Alla veneziana in particolare sono stati requisiti 2 immobili. In provincia risulta coinvolta nell'indagine anche un'altra persona, un commercialista di Chioggia. E noi ora andiamo a Chioggia, ma per parlare di altro lo facciamo con il sindaco Mauro Armelau. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, noi parliamo invece di un'altra cosa importante perché c'è una svolta green nel comune di Chioggia. Sì, una svolta green importantissima, è stata una decisione fortemente voluta dalla mia amministrazione, insomma, quindi dal sindaco, dalla giunta, ma anche degli stessi dirigenti comunali che avevano la necessità di dare una svolta a questa città. Infatti grazie a un bando, a un PNRR della città metropolitana e grazie anche al sindaco Brugnaro che ha voluto spalmare questa opportunità, questi fondi a tutti i comuni della provincia, e solo 28 poi sono rientrati in questo progetto, riusciremo a dare una svolta green alla nostra città, perché andremo ad investire 5.227.000 euro solo sul verde pubblico, finalizzato a creare socializzazione, attività sportiva all'aperto, e andremo a mettere mano a tutti i giardini degli istituti scolastici di proprietà comunale, perché ci eravamo resi conto che con questi 2 anni di pandemia anche le maestre e il personale docente aveva bisogno di poter utilizzare comunque spazi all'aperto, e quindi dovevamo per forza sistemare i giardini delle nostre scuole per far giocare e fare attività in sicurezza ai nostri bambini, al nostro futuro della città. Ecco, i lavori che partiranno quando? Allora, noi il 27 aprile avremo la conferma dal Ministero se è stato accettato tutto questo progetto della città metropolitana, che vede, ripeto, coinvolti anche altri 28 comuni. E poi il tempo di fare i progetti esecutivi, potremo partire con questi lavori all'inizio del prossimo anno. Spero anche prima, però all'inizio del prossimo anno, e dovranno essere conclusi nel 2026, ma noi contiamo di concluderli sicuramente molto prima, perché la necessità ha bisogno di risposte. Una città importante che ha vocazione turistica, i turisti chiedono sempre di poter fare attività anche all'aperto dove vanno a soggiornare, e quindi dobbiamo dare risposta in primis ai cittadini di Chioggia, ai nostri bambini che frequentano l'asilo e le scuole elementari, le scuole medie, e poi ai turisti che vengono nella nostra splendida città. Lei ha parlato anche di turismo e turisti, e ci sono novità anche per quanto riguarda l'attività crocieristica. Esatto, sì, abbiamo delle importanti novità, bellissime novità. Noi
dal giorno dopo del mio insediamento, che ricordo a tutti è il 5 ottobre del 2021, ho detto subito porte aperte alle crociere se vogliono venire a Chioggia. Infatti sembra ecco, da notizie assunta sia dalla Capitaneria di Porto sia dall'autorità comunque portuale di Venezia e Chioggia che ci sono in lista tra 15 e 20 crociere che hanno chiesto di attraccare nel nostro porto dei saloni. Quindi turisti che arriveranno nella nostra città e adesso insieme a tutte le categorie economiche e turistiche del nostro territorio, anche al Consorzio Lidi di Chioggia, metteremo in campo tutta una sinergia per poter offrire dei pacchetti validi per i turisti che arriveranno nella nostra città. Perché la nave, da quel che ho capito, rimarrà ferma e ormeggiata 36 ore, quindi noi cerchiamo di creare dei pacchetti appetibili a questi turisti dove poter soggiornare nei nostri alberghi, anche nei nostri campeggi, poter trascorrere una giornata anche al mare negli stabilimenti balneari sui litorali di Sottomarina e Isola Verde e poi poterli far mangiare nei nostri splendidi ristoranti e anche bacari che stanno nascendo a vista d'occhio sulla splendida Riva Vena nel pieno centro storico di Chioggia. Sindaco, questa sarebbe una svolta a livello turistico davvero importante per Chioggia. Una svolta importantissima perché vedere turisti nuovi che vengono a visitare la nostra città e che vengono a visitare anche il nostro museo della Laguna Sud, Museo San Francesco fuori dalle mura, poi le splendide chiese che abbiamo, la torre dell'orologio più antica al mondo ancora in funzione, le chiese, la chiesa di San Domenico, il museo diocesano, quindi è una città che ricordo a tutti era finalista per Capitale Italiana della Cultura 2024. Quindi noi forti di un dossier di 60 pagine siamo già pronti a presentare un pacchetto di offerte artistiche, turistiche, di soggiorno ai tanti turisti che mi auguro arriveranno e soggiorneranno a Chioggia. Sindaco, tantissime le iniziative, non solo turistiche, da parte del Comune di Chioggia. No, le iniziative sono tantissime, stiamo pensando già agli eventi estivi, abbiamo in programma tantissime opportunità, tantissime offerte per i nostri concittadini e chiaramente anche per i turisti. Ricordo a tutti che quest'anno a luglio, poi le date le diremo più avanti, ma la stiamo organizzando, siamo già in rampa di lancio perché dopo 2 anni di stop causa pandemia ritorneremo con la nostra splendida Sagra del Pesce nel corso del popolo di Chioggia, quindi nel pieno centro storico di Chioggia, ma lì lavoreranno tutti i ristoranti, tutti i bar, tutte le cicchetterie e poi tutti gli stand della Sagra del Pesce, che è una sagra storica del pesce che dura dagli anni 30 diciamo a Chioggia. Si torna insomma, Sindaco, anche alla normalità finalmente. Si torna alla normalità, abbiamo voglia di tornare a vivere e senza anche la museruola, non vedo ora che tolgano anche l'utilizzo della mascherina perché voglio tornare a vedere la gente sorridere e i primi fra tutti i nostri bambini che sono a scuola che hanno più sofferto questa pandemia. Per questo abbiamo pensato alla svolta green partendo proprio dai giardini delle scuole perché i bambini possono poter ritornare a giocare in sicurezza su uno spazio verde riqualificato, ma andremo a creare dei giardini tematici pensando alle persone meno fortunate, le persone più fragili, quindi andremo a creare anche un giardino dedicato alle persone che soffrono, che hanno l'Alzheimer, che hanno la demenza senile e un'altra parte di giardino pubblico per i bambini autistici e anche Down. Quindi abbiamo pensato alle persone fragili per dare anche una risposta valida e concreta alle famiglie che accudiscono con amore questi familiari. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie a tutti, poi abbiamo altri progetti che parlano di droni in tema di trasporti, ma avremo modo di parlare e di ritornare anche su questo importante progetto. Beh, Sindaco, magari qualche accenno, Sindaco, ce lo può fare però. Sì, allora è chiaro che come sindaco penso ai problemi di tutti i giorni della nostra città, no? Però dobbiamo avere uno sguardo sempre rivolto al futuro e per questo ho fatto un incontro circa 2 settimane fa con la società Save, quella che ovviamente gestisce l'aeroporto di Venezia e non solo, per parlare di droni, trasporto di persone mediante i droni. Dovrà partire questa sperimentazione e noi come Chioggia abbiamo dato l'ospitalità a Save perché Chioggia diventi sede di partenza e arrivo mediante l'istituzione, insomma la costruzione di un vertiporto.
Quindi stiamo pensando anche al futuro in vista anche delle Olimpiadi invernali del 2026. Loro partiranno con la sperimentazione, una sperimentazione che è già partita a Roma per collegare Fiumicino a Roma Termini, alla stazione, e quindi in 10 minuti da Chioggia si arriva all'aeroporto di Venezia. Pensando al turismo, alle navi da crociera, potremo dare un'offerta in più ai nostri turisti di raggiungere anche Venezia in pochissimo tempo. Grazie davvero Sindaco, grazie. Grazie a lei, buongiorno a tutti e buona Pasqua agli ascoltatori e a tutta la splendida redazione di Media Nord-Est. Grazie anche a lei soprattutto, grazie Sindaco, buon lavoro. Venite a Chioggia a trovarci, vi aspettiamo a braccia aperte. Volentieri, grazie Sindaco, grazie buon lavoro. Salve, grazie. Grazie. Noi adesso ci spostiamo a Padova perché mi hanno detto che è già pronto il nostro Federico Fusetti, lo vedo. Federico, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, sono qui con Federico Cibotto dietro la telecamera, ma insomma siamo qui entrambi all'azienda ospedaliera di Padova. Ecco, ci sono delle novità. Magari vuoi anche sapere perché. Esatto. Sì. Scusate il sorriso, ma insomma no, è anche ovviamente insomma parliamo di trapianti, dico ovviamente perché ovviamente c'è anche il risvolto negativo di chi donatore ha perso la vita, quindi lì c'è poco da scherzare, però è anche vero che parliamo di organi che hanno dato la vita ad altre persone, e quello che c'è di particolare in queste ore è che nell'arco di 48 ore da martedì a mercoledì, quindi fino a ieri sera, c'è stato un numero di trapianti record che non si era mai verificato in Italia nell'arco appunto delle 48 ore. Parliamo di 17 organi trapiantati in 13 pazienti diversi, di 15 equip chirurgiche che si sono date il cambio, di circa 150 persone che hanno lavorato per questo traguardo. Come ci stavano raccontando ora i primari che stanno un po' descrivendo il loro lavoro, non è che si può prevedere questi interventi, per cui possono arrivare anche più organi contemporaneamente e tutti insieme, come magari rimanere per un periodo diciamo senza intervenire. Allora è successo proprio questo, ci sono stati 13 organi arrivati contemporaneamente da Mestre, da Vicenza, da Trieste e ovviamente da Padova, e che sono stati diciamo trapiantati, inseriti in pazienti che sono stati svegliati anche nel cuore della notte, anche in regioni lontane dal Veneto. È stato detto loro: partite subito, venite a Padova perché è il vostro momento. Ovviamente persone che sanno che prima o poi può arrivare questa telefonata, una telefonata ovviamente positiva, sono partiti, sono arrivati a Padova e sono stati preparati per la sala operatoria. Parliamo di chirurgia generale, di chirurgia dei trapianti di rene e pancreas, di cardiochirurgia e di chirurgia toracica, questi gli ambiti di intervento, diciamo. Come vi ho detto poco fa, 17 organi su 13 pazienti che alla fine hanno ritrovato la vita, sono rinati, possiamo dire in qualche modo, e sono numeri che in Italia non erano mai stati registrati. Parliamo di chirurghi, anestesisti, rianimatori, infermieri, sto leggendo perché sono veramente tante le figure, tecnici di laboratorio, radiologi, medici legali, microbiologi. Pensate quante figure professionali, vi ho detto 150 persone, quindi gente che è stata richiamata da casa a casa, che magari aveva finito il turno, chi era in turno ha prolungato magari per tutta la notte perché c'era bisogno. Insomma, non dico che debbano essere considerati eroi, ma pensate quanta professionalità e quanto anche entusiasmo immagino ci sia nel loro lavoro. Ecco, come hai detto tu Federico, insomma una notizia importantissima, fondamentale per chi attende il trapianto, ma dietro ovviamente ci sono però insomma delle tragedie, questo va ricordato. Certo, va ricordato assolutamente, anche se sta cambiando poi l'età media dei pazienti. Ci stava raccontando il primario di cardiochirurgia, il professor Gerosa, che anni fa chi donava erano soprattutto diciottenni che avevano un incidente. Poi è arrivato il casco, sono arrivate le cinture, il casco per le moto, le cinture di sicurezza per le auto, e per fortuna è crollato il numero di diciottenni che perdevano la vita. Adesso l'età è anche superiore ai 55 anni dei donatori. Ci ha anche raccontato il professor Gerosa che insomma l'ideale sarebbe proprio quello, il donatore ideale, tra virgolette naturalmente, passatemi il termine, è chi muore
muore in un incidente, non è a un'età giovane, diciamo, e quindi non ha danni particolari all'organo che poi viene prelevato, però è tutto in continuo divenire. Per quanto riguarda il numero di trapianti, vi dico anche che il Veneto è secondo in Italia dopo il Piemonte come numero appunto di trapianti, in particolare Padova la fa da padrona in Veneto, perché l'altro centro importante è Verona, ma insomma circa, ci dicevano, 10 volte di meno. Poi i trapianti si effettuano anche a Treviso, si effettuano in altri ospedali, in altre località. A differenza per esempio del Piemonte ci sono appunto più centri, Padova, Verona e altri, quindi si frammenta un po' il numero e quindi probabilmente complessivamente il Veneto ha comunque un ruolo importantissimo, a Padova potrebbe esserlo ancora di più se non ci fosse, ma è bene che ci sia questa divisione di trapianti, di frammentazione in vari centri. Insomma, è veramente un argomento molto interessante, si mescola la tragedia con la gioia di chi rivive, questo va continuamente ricordato, ci mancherebbe altro, però insomma è importantissimo che la professionalità, la tecnologia, il futuro cerchi di ridare vita a più persone possibili che altrimenti sarebbero condannate. Assolutamente sì, è vero, grazie davvero, grazie Federico per averci dato queste notizie che sono davvero importanti. Grazie davvero Federico e buon lavoro. Grazie a te, grazie Daniela, ci sentiamo. Sì. Grazie. Noi adesso parliamo anche di una cosa che è diciamo positiva, si avvicina la Pasqua e la Pasquetta. E Paola Roma, anche sindaco di Ponte di Piave, il Piave è sempre stato come tradizione il luogo ideale per la Pasquetta, per il picnic, con cose positive e anche negative, perché poi purtroppo bisogna poi ripulire, perché non sempre c'è la civiltà delle persone. Sicuramente intanto è ancora in essere l'ordinanza che riguarda gli incendi boschivi, proprio data dalla Regione Veneto, che poi noi abbiamo declinato in tutta l'area golenale, ovviamente da disposizione. Ovviamente ricordo che anche nel caso della situazione dell'area golenale non è consentito l'accesso con i mezzi proprio per arrivarci. Diciamo che questi due divieti rimangono attualmente attivi. Rispetto appunto all'utilizzo, e quindi a quanto dicevi tu, si fa ovviamente appello al senso civico non solo dei cittadini residenti ma anche di chi viene dall'esterno, perché sostanzialmente nella responsabilità e nel senso civico rientra anche quel problema annoso rispetto appunto all'abbandono di rifiuti, su cui facciamo appello appunto anche a chi viene nei nostri territori di avere il rispetto che è necessario per l'ambiente. Sicuramente diventa fondamentale, perché con l'aiuto di tutti, anche di chi rispetta ovviamente le aree golenali, l'impegno che viene dato non solo da noi ma anche dai volontari. Io ringrazio anche tutta l'associazione Marcandola di Ponte di Piave, che unitamente ovviamente alla Federazione della Pesca, che attualmente si sta occupando anche del nostro territorio, non solo nell'attività proprio di controllo e vigilanza, ma anche in quella che è il supporto anche alla nostra polizia locale rispetto a questo. Quindi sicuramente ricordo che il divieto di accendere fuochi, perché questo rimane proprio perché non è stata ancora chiesto ovviamente la revoca dell'ordinanza, proprio rispetto anche alla situazione che attualmente rispetto anche alla situazione del Piave abbiamo ovviamente una situazione di siccità che è sotto gli occhi di tutti e quindi rimane aperta. Ovviamente si fa appello al senso civico e quindi al rispetto di quelle che erano le norme, ed effettivamente, come dici tu, è strano parlarne visto che abbiamo vissuto 2 anni in cui c'erano anche tutte quelle regole sul distanziamento, sul rispetto, sul fatto che potessero anche fuori comune, non fuori comune, insomma è una Pasquetta anche un po' strana rispetto a queste situazioni. Sicuramente, e lo stiamo dicendo appunto a tutti quanti, è necessario il rispetto di quelle che sono le regole. Lo diciamo perché poi ovviamente nel senso del rispetto va tutta quell'attività, e ringrazio le forze dell'ordine ma non solo loro, anche la nostra polizia locale, proprio per il senso di squadra e di disponibilità che viene dato anche dalle associazioni, come dicevo prima, anche relative alla pesca, che stanno dando il proprio supporto per andare anche a trovare queste persone che in maniera incivile non solo accendono fuochi ma
ma anche e soprattutto lasciano ovviamente i rifiuti sul nostro territorio. Aggiungo rispetto a questo che anche con Sarno molte sono le iniziative che stiamo facendo, ma anche rispetto alle segnalazioni puntuali dei cittadini, che ringrazio, che ci permettono anche di intervenire in maniera puntuale e precisa. Quindi una Pasquetta sì, ma con il rispetto ovviamente delle regole. Ecco, poi fra l'altro adesso parleremo anche dei controlli che ci saranno lungo il Piave, ovviamente da parte probabilmente dei vigili urbani, poi sentiremo il sindaco, però durante la Pasquetta ovviamente saranno potenziati, li ho visti prima, i controlli da parte dei carabinieri, gli uomini dell'Arma, un po' in tutte le strade considerate maggiormente a rischio. Noi poi seguiremo, ci sarà anche l'elicottero dei carabinieri, noi poi seguiremo il giorno di Pasquetta proprio questi controlli per far sì che la Pasqua, la Pasquetta siano due festività che finalmente tornano diciamo normali, dalla normalità, ma insomma che devono essere comunque garantite per quanto riguarda la sicurezza stradale, ma non solo. Il Piave, saranno intensificati i controlli? Ma allora intanto ringrazio la disponibilità non solo dei volontari ma anche delle associazioni chiaramente sul territorio, chiaramente in collaborazione con le forze che abbiamo in essere, perché ricordiamo che la nostra polizia locale, come anche un problema che condividiamo con i colleghi, anche la necessità di reperire forze per poter disporre anche poi di questi controlli. C'è tutta quell'attività, appunto, come giustamente dicevi tu, che grazie ai carabinieri viene posta in essere, e ovviamente ripeto anche qui alle segnalazioni puntuali e precise dei cittadini, perché anche rispetto al fenomeno che dicevo prima dell'abbandono dei rifiuti, che è un fenomeno noto a tutti quanti, abbiamo anche persone da fuori territorio che ovviamente creano questo tipo di situazione. Ovviamente un controllo che va anche a dire a chi arriva nel nostro territorio: cercate di avere rispetto, proprio come di rispetto il nostro ambiente va a trattarsi. Ripeto, c'è il divieto dei fuochi assoluto, proprio perché c'è ancora in vigore questa ordinanza, ma faccio appello appunto al senso civico e di responsabilità di tutti quanti, proprio perché anche l'attività proprio che fa anche l'associazione della pesca che abbiamo sul territorio è anche quella di controllare anche chi in maniera, insomma, con una pesca abusiva o con un intervento di tipo abusivo, insomma, interviene sul territorio. Quindi davvero li ringrazio, perché si sono messi a disposizione anche dell'amministrazione per altri tipi di attività come questa, anche di segnalazione proprio delle situazioni appunto di abbandono di rifiuti. Ecco, sul divieto di accendere i fuochi è importante, perché insomma lo ha detto Paolo Roma, il momento di siccità è importante, lo abbiamo visto insomma nei giorni scorsi con vari incendi boschivi un po' in tutte le zone, quindi il rischio è alto. Fortunatamente ci saranno delle belle giornate, questo è importante, perché ci sarà il sole, insomma sembra ci sia il sole, quindi, però questo sicuramente non contribuisce poi alla sicurezza per chi avesse magari in mente di trasgredire un'ordinanza che c'è. Non si può accendere il fuoco perché è davvero molto rischioso in questo Esattamente, momento. Tra le altre cose appunto va ad aggiungersi anche il divieto di ingresso appunto con i mezzi, con gli autoveicoli all'interno dell'area golenale. Questo lo ripetiamo perché magari anche per chi si trova a transitare poi si può trovare con una situazione di multe che sono previste proprio perché si tratta di questo tipo di area. Ritornerei proprio sul tema siccità, proprio perché lo abbiamo ricordato più volte anche rispetto all'emergenza anche con il mondo dell'agricoltura, ma soprattutto dei seminativi, perché stiamo parlando di un periodo in cui appunto per la semina diventa fondamentale appunto questa necessità anche che ci sia appunto una situazione di piogge. Attualmente ovviamente la situazione che vediamo e che è quella che si sta palesando è di un'ordinanza che appunto rimane in essere proprio perché la criticità è ovviamente su ampia scala. Io lo ricordo perché molti appunto dei nostri agricoltori che hanno effettivamente campi a seminativo possono con questa situazione avere dei problemi rispetto al germoglio o al mancato germoglio, oppure proprio a un germoglio non proprio ben uniforme come normalmente può avvenire. Questo ovviamente lo ricordiamo, insomma anche questo tipo di agricoltura è un'agricoltura importante sul nostro territorio che va evidenziata soprattutto perché anche rispetto alla crisi e alla situazione ucraina ovviamente l'arrivo anche di granaglie è chiaramente diminuito e quindi c'è un'altra problematica anche legata a questo. Quindi
sicuramente una situazione che ci mette tutti quanti nel senso di responsabilità a cercare di evitare appunto situazioni in cui ovviamente ci siano utilizzi inappropriati anche dei luoghi, ma che possa permettere alle famiglie di potervi accedere, appunto di fare anche di ritornare un po', come si diceva prima, a quella normalità che attualmente stiamo cercando di intravedere nel rispetto ovviamente delle regole. Ecco, abbiamo parlato anche di carabinieri, c'è una notizia di cronaca, ci sono state 2 rapine in rapida successione avvenute poco fa a Motta di Livenza, una ai danni di un ufficio postale e uno ai danni di un istituto di credito. Ignoti malviventi, forse pare armati di taglierine, avrebbero fatto ingresso presso le 2 strutture facendosi consegnare somme di denaro e dandosi poi alla fuga. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita e in loco stanno ora arrivando varie pattuglie della compagnia di carabinieri di Conegliano. Dunque questa è la notizia. Io vedo sullo schermo già il nostro Christian Arboit che ha seguito un'importante conferenza che riguarda proprio i medici di base. Ne abbiamo parlato più volte durante le nostre edizioni, una carenza ormai cronica di medici di base, ma sentiamo il punto proprio della situazione. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori e anche alla tua ospite Paola Roma, che tra l'altro è stata una delle protagoniste della tavola rotonda di questa mattina al Maggior Consiglio di Treviso, dove si è fatto il punto della situazione di questa emergenza senza fine, l'abbiamo chiamata così, rappresentata dalla carenza cronica dei medici di base, una carenza che riguarda tutta la regione del Veneto, riguarda il paese nella sua interezza, ma soprattutto c'è da dire le aree maggiormente periferiche. Se guardiamo al Veneto, la provincia di Belluno, la montagna bellunese, il Cadore, la montagna veronese e vicentina e determinate zone del Polesine. Per quanto riguarda la Marca, la fascia più dedicata da questo punto di vista, dove la carenza di medici di base è più forte, è quella del Coneglianese Vittoriese, come ti può sicuramente anche confermare la Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2, Paola Roma, che è lì con te. Ti do un dato su tutti, che è quello che è emerso appunto questa mattina ed elaborato dalla CGIL, dallo SPCGL, il sindacato dei pensionati, con la stessa ULSS 2. Nel 2011 sul territorio trevigiano c'erano 696 medici di medicina generale, quindi quasi 700 medici di base. Nel 2021, quindi l'anno scorso, erano 511, una differenza in 10 anni di 185 unità. Tra l'altro nel 2022 si sono persi ulteriori 41 camici bianchi, una vera e propria strage da un certo punto di vista. Tra l'altro da qui alle prossime settimane si andranno a perdere altri 11 medici di base. Questo significa una scopertura per il territorio della Marca trevigiana di circa 17.000 posizioni, 17.000 pazienti che saranno riattribuiti ad altri professionisti sul territorio. Questa mattina il punto della situazione è stato molto franco, è stata una tavola rotonda che ha visto davvero la partecipazione di tutte le parti in causa, l'ULSS 2, il sindacato, i medici di base, la stessa regione del Veneto, perché poi in Veneto il problema è stato in qualche modo fornito da un numero, quello della mancanza di 600 medici di base, quindi se guardiamo al dato complessivo riguardante la regione. Questa è la fotografia, però alla fotografia è stata accompagnata anche poi una, diciamo così, chiamiamola ricetta in 2 mosse, una sul breve periodo, quindi per tamponare questa emergenza che a stretto giro di posta riguarderà migliaia di pazienti, migliaia di assistiti, e poi un'altra invece sul lungo periodo. Nel breve periodo diciamo così, l'idea messa sul tavolo dall'ULSS 2, in particolare dal dottor Roberto Rigoli,
istituzionali è quella di in qualche modo attribuire ai medici in formazione, quindi ai medici laureati ma ancora in formazione, un numero maggiore di pazienti, da 650 a 1000, e questo con la collaborazione, con il supporto di un medico invece esperto in quella che possiamo definire quasi un'alleanza generazionale, intergenerazionale tra medici di base, i più giovani e i più anziani. La CGIL suggerisce sempre l'assunzione diretta da parte dell'ULSS 2 dei medici di base, ma per farlo serve una disposizione quantomeno di natura nazionale, quindi deve esprimersi il Ministero della Sanità quantomeno. Sul lungo periodo invece serve una programmazione diversa che renda anche più appetibile la figura del medico di base, perché tanti giovani sono in fuga da questo tipo di chiamiamola specializzazione, preferiscono appunto occuparsi di altro, preferiscono essere assunti direttamente negli ospedali o preferiscono la sanità privata, quindi è un problema questo strutturale. Tra l'altro questa mattina si è tornati anche sul tema dei temi più volte rilanciato anche dallo stesso presidente del Veneto Luca Zaia, ovvero si può o no arrivare all'eliminazione del numero chiuso per le facoltà di medicina? Ho parlato con la consigliere regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che dice si deve arrivare all'eliminazione del numero chiuso. Lo stesso Rigoli ha detto è il momento forse di cambiare veramente approccio, perché da un lato c'è il decremento demografico, quindi sta diminuendo anche la platea dei giovani che potenzialmente si possono iscrivere a medicina, dall'altro la popolazione invece sta invecchiando e i bisogni di cura, i bisogni di assistenza sono sempre maggiori. Questa quindi la fotografia scattata questa mattina in una univocità di voci, perché appunto lo ripeto, si sono trovati medici, sanità pubblica con l'ULSS numero 2, c'erano anche diversi sindaci del territorio che ben conoscono questa difficoltà del momento, e per l'appunto c'era anche la regione del Veneto. Quindi diciamo che il tema nella sua urgenza è ben presente a tutti i livelli istituzionali. Certo, per risolverlo servono azioni a largo respiro. Cristian, grazie, buon lavoro. A te, a voi. Grazie. Dunque Paola Roma, si cercano, poi la saluto perché lei deve andare via e noi andiamo in pubblicità, si cercano delle soluzioni importanti per una carenza che ormai è diventata cronica. Sì, sicuramente, e sulla nostra provincia, come giustamente ricordava prima Cristian, è stato anche aperto un tavolo di lavoro unitamente alle parti sindacali, voluto dal nostro direttore, dal dottor Benazzi, e unitamente appunto alla conferenza dei sindaci, che da ogni mese fa il punto sulla situazione anche delle zone carenti. Ripeto, questo è un'importante proposta che appunto diventa fondamentale, però non possiamo dimenticare poi tutte quelle figure come gli infermieri e gli OSS che diventano fondamentali, perché abbiamo i centri servizi con anche la situazione degli infermieri, quelli che arrivavano dall'estero in scadenza quest'anno, e sicuramente c'è bisogno di una programmazione su questo, ma non possiamo anche dimenticare che con l'attuale situazione una cosa che si chiede, per esempio, che lo Stato permetta appunto di poter far prendere ai nostri cittadini, quando si sa già che va in pensione, la possibilità anche di scambio della cartella clinica di questa persona già prima, in maniera da dover poi invece ricercare questa persona all'esterno per avere questo passaggio di dati, ma soprattutto permettere al medico uscente di avere appunto gli assistiti fino all'ultimo giorno, ma al medico entrante nel mese prima di poterli già avere, e questo credo che sia una necessità sulla quale intervenire, ma sicuramente sulla necessità appunto rispetto a questo credo che anche il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin molto stiano facendo, anche per tutto quello che riguarda anche queste figure degli infermieri e degli OSS, che diventano fondamentali anche per la parte dei nostri centri servizi, ma anche per la parte della disabilità. Io grazie davvero a Paola Roma, la ringrazio per essere stata qua con noi. Io vi do appuntamento fra qualche istante, prima le previsioni del tempo, alla pubblicità, e torniamo in studio con il nostro Lucio Zanato dall'ospedale di Treviso. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo, bel tempo e clima da primavera inoltrata. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino sarà piuttosto nuvoloso in pianura, poi a seguire nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o velato ovunque dal pomeriggio. Anche sui monti sarà via via sgombro da nubi. Temperature in aumento, anche sensibile e dunque molto gradevoli, minime tra 3 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Di notte possibili foschie o locali nebbie nelle valli e in pianura. Temperature minime tra 6 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche intensi che localmente potranno attenuare il soleggiamento. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevamo annunciato prima, andiamo subito a Treviso, all'ospedale Cafoncello, dove per noi c'è il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo esattamente alla prima medicina dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Perché sono qui? Perché vi voglio raccontare una storia un po' triste ma che sta dando delle prospettive a molte altre persone. La storia triste è la storia di una ragazza, la figlia di un carabiniere. Sono con Mauro Sartorel, che è ex carabiniere, volto che noi conosciamo perché organizza le mostre ad esempio dei carabinieri, quelle che voi vedete ad esempio a Natale in Piazza Borsa, è tutta roba sua. Buongiorno Mauro, qual è questa storia triste per la quale i carabinieri sono in prima linea in questa vicenda? Beh, il progetto inizia circa 6 anni fa, quando appunto è morta la figlia di un nostro collega, una ragazza giovanissima, e i genitori per 2 anni, quasi 3 anni, hanno girato per istituti privati, pubblici, per primari, specialisti, senza mai aver avuto una risposta concreta. Un giorno, casualmente, in una saletta d'attesa, la ragazza si confronta con un'altra ragazza e gli dice: guarda che abbiamo gli stessi sintomi, io vado a Milano. Lei subito, i genitori l'hanno presa, portata a Milano, lì a Milano gli hanno riscontrato effettivamente questa malattia. Ecco, che malattia è? Sclerosi sistemica, sclerodermia sistemica. Che è una malattia rarissima. È stata dichiarata 5 anni fa, nel 2017, come malattia rara. Ecco, diciamo questa ragazza purtroppo non ce l'ha fatta. Perché non ce l'ha fatta? Perché non c'erano le informazioni adeguate, perché i medici, il personale, perché la gente non sapeva, non conosceva, essendo una malattia del ramo reumatologico, quindi le affinità sono talmente tante per cui era difficile poter riscontrare questa specifica malattia. Ma è vero che gli hanno detto doveva arrivare prima, forse l'avremmo salvato. E quello è il guaio. Quando andò a Milano gli trovarono questa malattia, dichiararono questa malattia, però era arrivata tardi e difatti dopo pochi mesi è mancata. Ecco, cosa c'entriamo noi a Treviso con tutta questa storia? Beh, c'entriamo perché allora l'Associazione Nazionale Carabinieri Regione Veneto, in particolare la provincia di Treviso, proprio per l'amicizia verso questa persona, ha cominciato a raccogliere dei fondi. Quindi si è messo in moto la capillaroscopia, che è, poi vedrete, una macchina che serve per trovare e per scoprire questa malattia. Continuiamo tutt'oggi come associazione, con partite di calcio, cene di beneficenza, raccolte varie, a collaborare e aiutare l'ospedale di Treviso per dare un servizio concreto e reale
ai pazienti di sclerodermia sistemica. Che, giusto per intenderci, Daniele, telespettatori, colpisce dai 4 ai 20 casi ogni milione di abitanti. Ogni anno sono circa 25.000 le persone che vengono colpite dalla malattia. La malattia che ci faremo raccontare dal direttore del Centro Malattie Rare Immunologiche regionale che sta qui a Cafoncello. Però per entrare mi devo mettere una camice, come vedete. Allora Mauro, tieni un attimo il microfono, grazie. Insomma, Mauro, ci puoi raccontare, però è una malattia, come dire, devastante per le famiglie. Questo tuo collega, la moglie, che cosa ti hanno raccontato? Erano letteralmente devastati, perché quando poi non si hanno delle risposte concrete da parte del mondo della medicina si brancola al buio. Brancolare al buio vuol dire mancarti la terra sotto i piedi, diciamo. Ecco, quindi... Allora facciamo così, tanto che tu parli mi leghi dietro, perché dovete sapere che non è facilissimo farsi legare il camice, però era per farvi vedere le condizioni di sanità che noi abbiamo all'interno dell'ospedale Cafoncello. Anche per un semplice passaggio, noi che veniamo da fuori, io e Nicoletta, abbiamo e siamo proprio organizzati. Vedete come Mauro, poi è bravissimo da carabiniere, sa esattamente come va fatta una vestizione. Eccoci qua. Dicevamo appunto la famiglia nella vostra opera sta trovando una risposta alla mancanza della figlia. Diciamo che a noi interessa sì la famiglia, ma interessano i pazienti, quelli che comunque sono soggetti a questa malattia. Ecco, però loro sono con voi, insomma, voglio dire, sono con noi, anzi collaborano ancora tutt'oggi proprio ad aiutare i genitori. So che vengono qui spesso, anche loro danno delle donazioni personali, e loro mi hanno presentato il GILS, questa associazione. GILS sta per Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, e con questo gruppo stiamo cercando di sostenere il reparto di Medicina 1 di Treviso. E allora ti lasciamo qua perché ti devi cambiare anche tu, e invece noi entriamo nel reparto di Medicina 1. Vedete, mi sono preparato e qui siamo nel reparto e siamo con il direttore del reparto, il dottor Carlo Agostini. Buongiorno direttore. Allora, raccontiamo un po' di più di questa malattia. Fino adesso abbiamo capito che si chiama sclerodermia, già è difficile. O sclerosi sistemica. Ecco, ci racconti un po' che cos'è, cosa succede, quali sono i sintomi, insomma. Adesso guardi, io preferisco introdurre invece cosa siamo prima. Noi siamo un reparto universitario, siamo un reparto dedicato alle malattie rare immunologiche, e poi i miei collaboratori parleranno nel dettaglio della malattia, perché è giusto che siano loro che lo facciano. Allora ci conduca in questo reparto non disturbiamo i pazienti. Allora, qui abbiamo i nostri colleghi. Cominciamo con chi ci racconta questa malattia? Il dottor Bettio. Prima mi lascia finire. Eccoci qua. Ecco. È perché sono i tempi della televisione. Tempi di televisione, però allora, questo è un centro malattie rare immunologiche, quindi siamo aggregati alla rete europea ERN-RITA delle malattie rare immunologiche, e in quest'ambito vediamo pazienti che hanno varie malattie del sistema immunitario. Le malattie reumatologiche fanno parte delle malattie del sistema reumatologico. Quindi in pratica abbiamo circa 1500 pazienti che vengono seguiti qui in questa area che si chiama ADAM, che è praticamente la parte ambulatoriale. È un qualcosa che verrà spostato col nuovo ospedale, e la dottoressa Cestaro qui accanto è la coordinatrice di quest'area. E all'interno di quest'area vengono visti tutti i pazienti con malattia rara, e se hanno bisogno abbiamo anche una parte dedicata ai ricoveri per malattia rara. A questo gruppo afferiscono vari sottogruppi: malattie reumatologiche, le malattie ad esempio immunologiche del sistema gastrointestinale, le malattie polmonari e così via. Tutte queste malattie vengono seguite in queste due stanze dal punto di vista, diciamo, del day hospital, quindi della terapia giorno per giorno. E posso poi fare una domanda? Sì, mi dica. Senta, ma le malattie rare nella nostra USL hanno una certa incidenza? No, non è che nella nostra USL hanno un'incidenza, perché qui non è
il centro malattie rare della USL. Qui prendiamo al Triveneto, quindi sono malattie rare, sono rare per definizione e quindi sono molto poco presenti, ma se le mettiamo tutte insieme, questo è il senso di fare un centro malattie rare, ovviamente si ha la possibilità di curare tutte queste malattie che vengono qui poi seguite nei vari colleghi, dei vari gruppi. Ecco, l'altra domanda era, noi veniamo da una storia di una ragazza che ha scoperto per caso questa malattia, purtroppo è arrivata troppo tardi. Sì. I pazienti, cioè chi poi diventa paziente, come riesce ad accorgersi che ha una malattia rara? Cioè, perché molte volte i medici di medicina generale non sono preparati. Vi ho detto che facciamo parte di una rete europea, no? Abbiamo fatto un survey in questa rete europea. La mediana tra i sintomi e la diagnosi di malattia rara immunologica è di 12 anni, quindi normalmente le persone con malattia immunologica perdono 12 anni della loro malattia senza avere una diagnosi precisa. Se poi andiamo a vedere invece quello che è la terapia, molto spesso si passano degli anni fra la diagnosi, perché non viene trattata in maniera corretta, e la diagnosi e la terapia corretta. Quindi il senso di questi centri è proprio questo: dare una strada ai pazienti con la varie malattie immunologiche per poterli indirizzare. La malattia, la sclerosi sistemica, è una malattia multisistemica, può prendere la pelle, ma può prendere anche il polmone, quindi il paziente può non respirare, può prendere i reni, cioè può prendere tutti gli organi. Quindi l'immunologo clinico deve essere una persona internista dedicato a vedere nella globalità il paziente e cercare di interpretare quei segni che ha dei vari organi che sono interessati e portarli poi nell'ambito di una malattia, in questo caso la sclerosi sistemica. Ecco, allora vediamo quali sono i sintomi, perché adesso il dottor Bettio vi farà una descrizione dei sintomi. Bene, allora adesso cambiamo diciamo così, riferimento, dottor Bettio. Sì. Quali sono i sintomi per questa malattia? Beh, allora è una malattia, appunto, come diceva il professore, molto eterogenea, quindi possono essere colpiti un po' tutti gli organi. È una malattia rara, appunto cronica e autoimmune. Possono essere colpiti i vasi, i vasi e la pelle, i vasi sanguigni, ma soprattutto anche possono essere colpiti, è la cosa un po' più poi che mette poi la situazione un po' più grave dal punto di vista della malattia, gli organi interni, quindi il polmone, l'apparato gastrointestinale, i reni, a livello cardiaco, quindi ci sono tutte una serie di problematiche degli organi interni che vanno monitorate nel corso da quando viene fatta la diagnosi, vengono monitorate per cogliere in maniera molto precoce i segni di un loro interessamento e poter iniziare immediatamente delle terapie che fanno sì che si eviti il peggioramento delle condizioni del paziente. Senta, ma diciamo nel lato pratico, per un profano come me, qual è il segnale? Cioè uno com'è che si accorge che potrebbe avere questa malattia? Certo, no, la cosa più importante, che di solito l'esordio di questa malattia, è che le dita diventano bianche col freddo, quindi si chiama fenomeno di Raynaud. Le dita delle mani col freddo diventano bianche da fare impressione, e questo può assumere poi anche dei coloriti blu, viola, ma insomma la cosa bianca è la situazione che effettivamente fa impressione al paziente, che poi può in realtà anche, però nonostante questa impressione, visto che la cosa si risolve, può anche sottovalutare il problema, e quindi può passare parecchio tempo da quando c'è questo sintomo apparentemente poco importante, ma che in realtà può nascondere questa malattia, insomma. Ecco, ma di fatto cosa vuol dire? Non arriva il sangue ai tessuti, non arriva più il sangue? Cioè, i vasi sanguigni ci sono delle alterazioni a livello immunologico che portano al fatto che i vasi sanguigni riducono la portata del sangue a livello dei tessuti. Questo è a livello delle mani, ovviamente, che succede che si diventano bianche, e poi il fatto è che poi si creano delle ulcere a livello a livello finale delle dita, si creano delle ulcere proprio per questo problema di mancanza di sangue, ma dobbiamo pensare che quello che succede sulle mani è la stessa cosa perché succede agli organi interni, quindi noi non lo vediamo, però gli organi interni, tutti i piccoli vasi che portano sangue agli organi interni, sono in sofferenza e quindi con un problema a livello degli organi, insomma. Senta, ma perché si chiama sindrome della pelle dura? Perché appunto c'è
oltre al problema di afflusso di sangue, c'è anche un problema di cellule che producono il tessuto connettivo, che portano all'indurimento, alla fibrosi della pelle, in quanto queste cellule tendono a produrre più tessuto connettivo di quello che ci sarebbe bisogno, per cui la pelle si indurisce a livello delle mani soprattutto, ma può colpire anche comunque tutto il corpo questo indurimento. E quello appunto, anche qui, quello che vediamo, l'indurimento a livello delle mani, è quello che dobbiamo pensare succede anche a livello degli organi, quindi soprattutto anche i polmoni, ma anche l'apparato gastroenterico, che può far fatica quindi a muoversi come si muove normalmente per tutto l'intestino, insomma. Grazie intanto al luminare. Torno al direttore, perché lui è, diciamo, il gran maestro qui. E quindi come gran maestro, allora ecco, adesso io volevo introdurre la dottoressa Facchini, che è una reumatologa che da molti anni si occupa di malattie del sistema reumatologico, appunto, e che adesso vi illustrerà come funziona praticamente questa area e poi i raccordi che abbiamo anche con il territorio. Cesarina, se vuoi... Ecco, allora, dottoressa, ci racconta un po' quest'area, e poi la domanda che volevo farle è che terapia si deve utilizzare per questa malattia particolare? Allora, innanzitutto ci tengo a presentare il gruppo di lavoro. Allora, noi siamo un gruppo di reumatologi che lavoriamo all'interno dell'ospedale e all'interno del territorio, con cui collaboriamo strettamente. C'è la dottoressa Pianon che lavora nel territorio assieme alla dottoressa Visentin, che oggi non è presente. All'interno dell'ospedale c'è la dottoressa Favero e il dottor Bettio. Ci tengo molto a presentare anche la dottoressa Martin, che si occupa di medicazioni e di vulnologia, che nel territorio ci supporta per quanto riguarda le conseguenze di questa malattia. E per quanto riguarda la terapia, è una terapia che si avvale inizialmente di trattamenti con farmaci vasodilatatori che servono a ridurre quei danni che ha spiegato il dottor Bettio, di scarso afflusso del sangue nei vari tessuti e organi, e è una terapia che noi facciamo ambulatoriamente in questi locali e con un gruppo di infermiere che si occupano di questa parte. E inoltre abbiamo anche la possibilità di eseguire la capillaroscopia, che è un esame molto semplice, dove attraverso una piccola sonda viene fatto un esame del microcircolo a livello del letto ungueale, e già quello ci può dire se ci sono il letto unguale, i vasi che ci sono a livello dell'unghia praticamente, e attraverso una lettura microscopica si vede già da quello se ci possono essere dei segni iniziali di danno vascolare che poi porteranno all'evoluzione della malattia. Quindi, diciamo, questo è il primo esame importantissimo per capire. Il primo esame importantissimo di fronte a un fenomeno di Raynaud descritto dal paziente, per valutare se è un fenomeno di Raynaud benigno, idiopatico, quindi dovuto solamente a un vasospasmo senza dei danni, o se invece ci sono dei danni vascolari che hanno determinato una perdita di vascolarizzazione dei tessuti. Io torno sempre dal direttore, che mi fa da cicerone, mettiamola così, da accompagnatore, va benissimo. Senta, direttore, quindi importante è la tecnologia, giriamoci verso la telecamera, l'importante è la tecnologia, insieme però a una prevenzione. E qui noi conosciamo poco o niente di questa malattia, proprio per quello siamo qui a raccontare. Lei sta dicendo dal punto di vista patogenetico? No, non è vero, sappiamo molto. No, noi a voi come pazienti, come utilizzatori del sistema sanitario. Il cittadino sicuramente non è così informato, ma questo è il ruolo che abbiamo alle associazioni pazienti, che noi spingiamo in tutte le malattie immunologiche. Noi abbiamo collaborazioni con molte associazioni pazienti che hanno malattie immunologiche, le più diverse, le più rare, ed è proprio un ruolo che hanno queste associazioni, cioè coinvolgere i cittadini, ricevere le domande da parte dei cittadini, perché adesso il cittadino va in internet, vede, e se loro sono presenti si fa vivi con loro e che loro sanno dove indirizzare, perché non è detto che in tutte le regioni d'Italia ci sia lo stesso numero di centri che si possono seguire questa malattia. Quindi sono loro che hanno il polso della situazione e che quindi sanno dove mandare eventualmente il paziente, anche quel paziente che ha quella malattia e con quella
tipologia di complicanza, perché se sanno che ad esempio c'è un centro che è specializzato in malattie immunologiche del sistema nervoso centrale, le mandano in quel centro. Il ruolo anche delle associazioni pazienti è importantissimo, perché le faccio un esempio: una signora che qui vede sta facendo delle immunoglobuline. Le immunoglobuline sono sottocutanee o per via endovenosa, purtroppo stanno mancando in tutta Italia. Ecco, le associazioni pazienti proprio questo devono fare. Abbia pazienza, le immunoglobuline sono degli anticorpi che vengono ottenuti da dei donatori, separati con metodiche di filtrazione e poi dal sangue, dal sangue dei donatori. Per fare un preparato ci vogliono 80-90 donatori. Vengono filtrati da ditte che fanno ad altissimo livello queste separazioni degli anticorpi e poi vengono rinfuse. A chi vengono rinfuse? Vengono rinfuse a chi non ha gli anticorpi, quindi i nostri pazienti che hanno dei difetti di anticorpi che si chiamano immunodeficienze anticorpali, e poi quelli che hanno le forme secondarie. Ad esempio i pazienti con sclerosi sistemica fanno dei farmaci, uno di questi si chiama rituximab, che abbatte la quantità di anticorpi. Allora, non avendo anticorpi non sanno più difendersi e hanno infezioni ricorrenti. Allora dobbiamo sostituire quello che manca con le immunoglobuline. Le immunoglobuline purtroppo, per il Covid soprattutto, anche per i prezzi che vengono utilizzati in Italia, che sono più bassi che il resto d'Europa, stanno mancando in Italia. E questa è una grande sofferenza sia per noi medici, perché non abbiamo abbastanza immunoglobuline, ma sia soprattutto per i pazienti che non possono essere adeguatamente trattati. Il ruolo delle associazioni pazienti è proprio questo: essere delle punte di pressione per il governo, e questo lo fanno sempre, in modo tale che questi difetti possano essere appianati. E questo vuol dire che bisogna aumentare le donazioni all'Avis, se traduco? No, perché non è così, perché le immunoglobuline vengono preparate soprattutto laddove ci sono, non bastano le donazioni dell'Avis, dove ci sono delle donazioni prezzolate, quindi negli Stati Uniti, in alcune aree del Sud America, nella zona asiatica, e le donazioni col Covid sono dovute essere state escluse molte donazioni, quindi non si è potuto preparare questo farmaco, ma anche altri farmaci che sono di origine da donazioni. E questo ha creato un problema, è una delle tante conseguenze del Covid, e le ditte sono internazionali, sono ditte che ci sono in tutto il mondo e che 3-4 sono che hanno questa grande capacità produttiva. Senta direttore, c'è qualcun altro del suo staff da sentire, oppure posso andare alla signora Ilaria Galletti, che è appunto del GIS, che è l'associazione? Quanto tempo ha? Non tantissimo. E allora sentiamo che è giusto la signora Ilaria. E la signora, scusi, stavo dimenticando la Francesca. La Francesca è il fulcro di questo reparto, è in pratica il fulcro dell'attività ambulatoriale, perché lei organizza. Quante infermiere sono? Allora, noi abbiamo 15 infermieri e quindi vengono tutti programmati, vi è un'attività totalmente programmata, un'attività ambulatoriale in cui tutto deve essere progettato e programmato nei minimi dettagli per garantire alla persona l'assistenza adeguata, negli spazi adeguati, nei tempi adeguati, e quindi è tutto assolutamente, deve essere tutto incasellato nelle giuste dimensioni. Ecco, però spieghiamo perché deve essere tutto incasellato. Per voi è la normale, la normalità. Per chi è a casa, perché deve essere tutto incasellato? Perché deve essere tutto... Perché le persone, i nostri ammalati vengono da casa, vengono dal domicilio, e quindi anche per loro c'è tutta un'organizzazione che devono fare, quindi devono sapere per tempo quando hanno l'appuntamento, per potersi organizzare con i familiari, con i caregiver, con le associazioni di volontariato che li trasportano sia per l'andata che per il ritorno, e quindi poi i nostri infermieri, oltre a garantire l'assoluta assistenza, l'assistenza adeguata al paziente, quindi nella gestione delle terapie, educano anche i pazienti alla gestione a domicilio dei device, delle nostre pompe, delle pompe per la somministrazione dei farmaci. Quindi il farmaco viene gestito ovviamente dal personale,
qui sanitario, però tutto quello che è la pompa a domicilio viene gestita, per chi la fa a domicilio, viene gestita in autogestione dal paziente, mentre chi viene qui e fa tutta le somministrazioni all'interno della nostra unità operativa, quindi è tutta gestione del personale infermieristico. Però è importante educare il paziente a domicilio, perché quando è a casa qualsiasi problematica nell'accensione e spegnimento della pompa, eventuali problematiche, devono essere in grado di gestire, come anche eventuali effetti collaterali che ci possono essere, o comunque problematiche a cui può andare incontro il paziente, che sono quelli, se sono quelli previsti, il paziente viene appunto informato e quindi sa quali misure adottare per affrontare queste problematiche. Di che area stiamo parlando? Cioè, questo centro che area ADAM, che vuol dire attività di un'area medica, quindi che fa questo tipo di attività. Quello che ha detto la dottoressa è fondamentale, perché lei pensi che quando mi sono laureato io nel 79, molti di questi pazienti che fanno queste terapie dovevano essere diciamo qui negli ambulatori, quindi c'hanno delle code enormi. Adesso con l'attività diciamo dei nostri infermieri, che sono bravissimi in questo, fanno training ai pazienti, noi siamo riusciti a passare quasi il 90% dei pazienti che fanno alcuni tipi di terapia a livello domiciliare, e questo ha scaricato questa struttura dalla presenza di molti pazienti, sanno gestirsi i farmaci, le fanno nei momenti liberi. Questo ha portato un miglioramento della loro attività lavorativa, della loro qualità della vita, la mancanza della necessità di avere questo cordone ombelicale con un ospedale. Quindi è il futuro, diciamo, la medicina, e questo futuro ha come fulcro la figura dell'infermiere, perché è proprio l'infermiere che che ha questa funzione, diciamo, di training per il paziente, insegnandogli a usare queste apparecchiature moderne che poi permettono le terapie a domicilio. Ecco, dicevamo di che area stiamo coprendo, che cosa copre questi tipi di terapia coprono sia le malattie dove il sistema immunitario funziona troppo, e questo è un esempio, ad esempio la sclerosi sistemica, sia le situazioni in cui c'è un difetto della risposta immunologica, e sono le immunodeficienze, che possono essere primitive o anche secondarie. Molti dei pazienti che hanno la sclerosi sistemica fanno dei farmaci, come ho detto prima, che abbattono le difese, e questo avrebbero infezioni ricorrenti. È possibile gestirselo a casa attraverso questi device. Pazienti che arrivano da tutto il Triveneto o anche più in là? Beh, anche più in là arrivano. Siamo stati un po' fermati purtroppo dal Covid in questo, ma abbiamo pazienti che vengono dappertutto. Ovviamente non su quest'area, sono quelli che ricoveriamo. Quelli che vengono in quest'area necessariamente sono del Veneto, Triveneto, perché la lontananza diventa ingestibile poi il paziente. Senta, l'ultima domanda, perché mi porta poi naturalmente all'associazione. Voi avete, perché so che qui ad esempio quel macchinario di cui abbiamo parlato prima arriva attraverso le associazioni, se non ho capito male, no, o comunque voi di che cosa avete bisogno, diciamo così, da parte della società civile attraverso le associazioni? Beh, di spazi adeguati, personale adeguato, soprattutto infermieristico, quello che manca, e medici. Ma questo è difficile che le associazioni possano risolvere questo problema, è un problema strutturale delle aziende. Noi abbiamo bisogno di specialisti e poi ci pensiamo noi ad organizzare nel territorio. Abbiamo degli esempi bellissimi qui, quella che è l'attività. Quindi è proprio la struttura e i collaboratori che mancano. Ecco, l'ultima battuta la facciamo invece con Ilaria Galletti del GIS. Voi come associazione vi impegnate perché ci sia la diffusione, l'informazione, insomma. Non solo, ci occupiamo di migliorare la qualità di vita dei pazienti, perché abbiamo fatto un survey l'anno scorso in cui si è dimostrato che la malattia, che avete sentito essere molto impegnativa, ha un impatto sulla qualità di vita, sulla vita sociale dei pazienti, e anche un impatto economico, perché le persone che vedete qui oggi che stanno facendo la terapia perdono un giorno di lavoro che va ad incidere sulla loro produttività. Noi finanziamo ogni anno progetti di ricerca di base, ricerca traslazionale. Supportiamo i nostri pazienti fornendo un servizio psicologico, fornendo delle terapie di riabilitazione, perché prevenire è meglio che curare, e poi naturalmente cerchiamo di aiutare le strutture sanitarie laddove ci siano dei problemi a risolverle, perché sappiamo bene che la voce dei pazienti ha un peso che molto spesso i policy maker non possono assolutamente evitare.
Quest'anno abbiamo finanziato anche un corso per la cura delle ulcere per il personale medico-infermieristico, perché le ulcere digitali, quindi impediscono molte azioni della vita quotidiana e sono molto dolorose, sono una parte molto importante, quindi bisogna allargare l'educazione del personale sanitario, e so benissimo che degli infermieri qui di Treviso scusatemi, hanno partecipato a questo corso e fa loro decisamente molto onore. Grazie, noi se Daniela hai ancora un secondo, ma velocissimo, torno dal direttore Agostini, perché l'ultima domanda è: ma di questa malattia si riesce a guarire o si deve convivere per sempre? Si deve convivere, non è una malattia guaribile come molte delle malattie che ho prima citato, sono malattie di cui non se ne conosce la prima causa e sappiamo che è presente per tutta la vita del paziente con periodi di attività, quindi di alta attività infiammatoria, e bassa attività. Quindi noi dobbiamo cercare di spegnere la malattia quando si accende, seguendo il paziente con meno farmaci possibile quando invece è spenta la malattia. Grazie al direttore, grazie a tutto questo reparto, grazie alla nostra sanità che è vicina a tutti noi, e se non ci sono domande ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero Lucio, grazie, buon lavoro, buona continuazione. Noi adesso invece parliamo insomma di un altro argomento, tutt'altro argomento, anzi parliamo di turismo, perché insomma ne abbiamo parlato anche prima, si avvicina la Pasqua, la Pasquetta. Io vedo già collegati e insomma mi scuso per aver fatto attendere, per noi la vedo Roberta Nesto, che la vedo in macchina, sindaco di Cavallino Treporti, buongiorno. Buongiorno a voi, mi scuso le modalità, ma purtroppo il tempo è tiranno in questa Pasqua che si sta preparando. Stiamo lavorando tantissimo per prepararci adeguatamente a quella che è la situazione e siamo anche, le dico, abbastanza positivamente orientati. Ecco, e dal mare andiamo alla montagna e parliamo anche con, lo salutiamo, Walter De Cassan, del presidente della Federalberghi di Belluno, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dunque partiamo subito dal mare, ho visto il sindaco che ha pochissimo tempo dicendo insomma si avvicina la Pasquetta, tutto è pronto, siamo ottimisti, l'ha detto anche lei, insomma finalmente si può parlare di vacanze, si può parlare di tornare realmente alla normalità e di prenotazioni che prima mancavano. Sta andando tutto molto bene, ovviamente i conti si devono fare dopo, per cui siamo cauti e anche cerchiamo di di volare basso, però la soddisfazione c'è, siamo anche, le strutture si stanno preparando, anzi si sono già preparate, per cui insomma siamo molto ben orientati. Ripeto, ci vuole un po' di sano ottimismo e quindi noi siamo ottimisti. Ovviamente i conti li faremo dopo la Pasqua, ma se il sole regge credo che insomma saremo anche meritatamente premiati dai nostri ospiti. Ecco, però ci sono già prenotazioni, sindaco, proprio per questi giorni pasquali? Assolutamente, le prenotazioni ci sono, gli alberghi e anche i campeggi tutti l'extra alberghiero stanno reagendo molto bene, ovviamente è la prova generale in funzione dell'estate, tutta la costa veneta sta andando bene e complessivamente, anche Cavallino Treporti ovviamente, che come sapete bene è nel mio cuore, quindi insomma stiamo andando decisamente nella strada giusta. Ovviamente le prenotazioni anche per l'estate stiamo raccogliendo un buon feedback e quindi insomma siamo fiduciosi. Bene sindaco, dal mare ripassiamo alla montagna per dire insomma con un bilancio proprio di questa stagione invernale che si è chiusa e poi insomma quali sono le prospettive per quest'estate? Infatti stavo pensando da un lato al mare la stagione che inizia, dall'altro la montagna la stagione che sta finendo. Ecco, l'inverno alla fin fine è andato benino, nel senso che si è lavorato molto bene le feste di Natale, c'è stata un po' di stasi a gennaio, ma poi con un ottimo recupero fra febbraio e la prima metà di marzo. Un po' c'è stata la penalizzazione quest'inverno di una purtroppo carenza di neve, cosa che l'anno scorso quando eravamo tutti chiusi non c'era.
della serie quando c'è il pane non c'è i denti e viceversa, ma nel complesso la stagione è andata abbastanza bene. Abbiamo sofferto un po' un calo di stranieri, ecco, quello sì purtroppo c'è stato, ma invece viceversa per l'estate sono molto buone le previsioni al momento attuale, specialmente sul mercato straniero, che il mercato straniero era quello che era mancato nell'estate sia del 2020 che del 2021. Ecco, quindi Sindaco, quindi mi scusi Presidente, tornano a questo punto anche gli stranieri, che c'era appunto stata la mancanza, si diceva insomma c'è un po' la preoccupazione per questo mercato che dice probabilmente insomma poteva in questo momento non arrivare, invece lei ci dice che le prenotazioni ci sono, soprattutto da che parte? Sì, infatti mi ha favorevolmente colpito proprio questo dettaglio che gli stranieri stanno tornando principalmente da quelli che erano i classici mercati della montagna, quindi Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, per cui quei mercati, chiamiamoli storici della montagna d'estate. C'è ancora un po' di tranquillità sull'est Europa, ma lì sappiamo che ci sono tutt'altre problematiche che incidono purtroppo sulla questione est Europa. Insomma, adesso insomma, regna l'ottimismo per questa estate. Sì, sicuramente. Adesso c'è bisogno solo che ci sia bel tempo quest'estate. Per il resto credo che possiamo, credo anche tornare ai livelli del 19, se non livelli ancora migliori. Ecco, io non so se la sindaca, eccola qua, la vedo, la sindaca di Cavallino Treporti, se è ancora con noi, perché volevo chiederle appunto del mercato straniero, che insomma c'era un po' la preoccupazione, dalla montagna ci dicono insomma le prenotazioni ci sono, si cominciano a vedere anche da parte dei turisti stranieri, la situazione al mare, insomma, perché comunque è vero che si vive del mercato comunque del turismo interno, ma anche del turismo straniero. Assolutamente, guardi, la situazione è analoga a quella descritta dal nostro Presidente per la montagna, cioè nel senso anche al mare si sta rivivendo una riscoperta del turismo oltralpe. Ovviamente certi mercati per certe spiagge oggi non ci sono, però complessivamente il mercato di lingua tedesca è molto ben orientato per la nostra costa veneta. Le dico che per adesso Pasqua siamo veramente contenti che già tante persone di lingua tedesca hanno raggiunto la nostra costa e la raggiungeranno. Quindi insomma diciamo che da questo punto di vista, se il buongiorno si vede dal mattino, è veramente un buon giorno. Quindi auspichiamo che tutto proceda così. Mi dispiace, ma devo scollegarmi. Io vi ringrazio veramente per l'attenzione che è riservata alla nostra costa, alle nostre spiagge, a Cavallino Treporti, e ovviamente dopo Pasqua, se volete, sono disponibile a fare il punto della situazione, perché credo che sia importante tenere il focus sul turismo, che è opportunità di lavoro per le nostre imprese e per i nostri lavoratori. Sindaco, noi la ringraziamo, invece la ringraziamo davvero. Intanto le auguriamo buon lavoro. Grazie infinite, Sindaco. Grazie a tutti a voi. Grazie, poi sicuramente ci sentiremo dopo Pasqua, mentre continuiamo con il presidente di Federalberghi Belluno, perché insomma facciamo anche un po' il punto dalla montagna appunto al mare, appunto alla montagna, come abbiamo detto, insomma regna l'ottimismo e la Pasqua, la Pasquetta sono un test importantissimo anche per la montagna. Sì, attenzione, perché quest'anno Pasqua è un po' tardi, per cui ormai la gente non c'ha più voglia di montagna, di sci, ma c'ha più voglia di mare. Non è ancora iniziata la stagione delle escursioni, perché in quota c'è ancora parecchia neve in certe zone, per cui bisogna andare un po' con la massima cautela per evitare incidenti. Quindi non è che sia una grandissima Pasqua, perché come dicevo prima ormai certe volte la gente ha più voglia di sciare a novembre che non a Pasqua, quindi non sarà una grandissima Pasqua per la montagna questa, però ricominceremo l'estate già col 24-25 maggio con il periodo delle festività dei tedeschi e col Giro d'Italia e tutta la serie di grandi eventi che quest'anno ricominciano a
ad essere riorganizzati dopo 2 anni di pandemia. Ecco, e questi sono eventi importantissimi perché danno davvero una boccata d'ossigeno. Certamente, perché quei grandi eventi sono quegli eventi studiati giustamente sotto certi aspetti per portare gente in montagna in quella che è la medio-bassa stagione, quindi maggio-giugno e poi a fine estate, a settembre. Quindi eventi ciclistici, gare di corse in montagna, eccetera, che portano un notevole numero di visitatori da tutta Europa, da tutto il mondo. Ecco, Presidente, si parlava di prenotazioni, insomma, ovviamente magari forse è un po' presto per l'estate, però cominciano ad arrivare, a parte gli stranieri, anche i turisti italiani cominciano a prenotare per l'estate? Sì, non c'è male anche sul mercato italiano. Naturalmente il mercato italiano sappiamo che si concentra mediamente dalla metà di luglio fino ai primi di settembre. Però anche il mercato italiano, attenzione perché quest'anno gli italiani ricominceranno anche ad andare all'estero, però ripeto, è importante che siano tornati gli stranieri. Ecco, quello che volevo chiederle anche era, insomma, è una situazione che è stata difficile in questi 2 anni, che non è finita ovviamente, però insomma è un po', l'abbiamo detto anche prima, tornare davvero quest'anno, quest'estate, tornare alla normalità, dopo 2 anni di pandemia. Ma è quello che auspichiamo tutti, sia io da imprenditore albergatore, ma anche il turista da turista, c'è questa voglia di tornare non dico di libertà, perché non è vero che abbiamo perso la libertà, ma proprio di tornare a vivere una vita normale, la vita di tutti i giorni, normale, dimenticarsi anche delle mascherine, dei disinfettanti, del distanziamento, eccetera. Ci vorrà un po' di tempo per riabituarci al pre-Covid, però sicuramente ce la faremo. Ecco, un'ultima domanda, si parlava insomma con tutte le zone balneari c'è una mancanza di lavoratori stagionali, questo ormai è una mancanza di cui abbiamo anche parlato tante volte, c'è ancora questo problema anche nelle zone montane? Sì, purtroppo anche qui c'è questo problema della mancanza di manodopera, un po' perché diciamo un po' la verità, la provincia di Belluno ha una popolazione molto bassa. In provincia di Belluno abbiamo un tasso di disoccupazione che è circa del 3%, che è al di sotto di quello fisiologico, per cui siamo costretti spesso a dover importare la manodopera da altre regioni d'Italia, se non dall'estero. È un problema un po' perché, detto e ripetuto tante volte, molta gente che in questi 2 anni di pandemia ha perso il lavoro si è ripiazzata altrove, quindi ha trovato condizioni magari anche più favorevoli. Sono tante le variabili, però purtroppo anche da noi risentiamo di questa mancanza di manodopera, anche perché a differenza dell'inverno, d'estate abbiamo la concorrenza sotto quel punto di vista del mare. Senta, è anche il problema invece del caro bollette, caro energia, vabbè, in inverno ovviamente si è fatto sentire maggiormente, adesso si attendono le nuove manovre del governo, però questa è un'altra delle situazioni che preoccupa non poco i ristoratori, gli albergatori. Sì, anche quello è un problema, purtroppo dovremo anche ritoccare le tariffe al rialzo, attenzione, se in questi 2 anni le tariffe sono rimaste ferme, perché dal 2019-20 fino per questi 2 anni di pandemia le tariffe sono rimaste anche ferme nella stragrande maggioranza dei casi, però naturalmente dovremo rivedere anche leggermente al rialzo anche questo. Poi attenzione, anche il nostro settore, che sembra di no, però anche il nostro settore risente delle basilari leggi di mercato, per cui quando aumenta l'offerta aumenta il prezzo e viceversa. Questa è la legge di base dell'economia. Ecco, quindi soluzioni saranno, si spera, nella manovra del governo, in qualche sostegno importante? Sì, speriamo che anche per il nostro settore ci siano dei provvedimenti
versante, considerando anche che attualmente gli alberghi non sono considerate le cosiddette utenze energivore, invece dovrebbero esserlo perché abbiamo un consumo anche noi molto elevato di energia. Un vantaggio che abbiamo è che in montagna non ci sono spese di condizionatori d'aria in estate, cosa che invece abbiamo al riscaldamento d'inverno. Esatto, esattamente. Insomma, Presidente, la parola d'ordine in questo momento è ottimismo. Senza dubbio. Ottimismo e sperare che il tempo ci aiuti, che continui un periodo di bel tempo come è stato durante tutto quest'inverno. Certo, e anche il rientro dei turisti italiani, ma anche quelli di stranieri, sicuramente saranno fondamentali. Specialmente il recupero del mercato estero, che è stato quello che è stato più penalizzato e penalizzante in questi 2 anni, perché chi in questi 2 anni lavorava storicamente con italiani ha tenuto botta, diciamo. Chi invece aveva alte percentuali di stranieri ha perso quasi tutta questa percentuale di clientela straniera in questi 2 anni. La ringrazio davvero, Presidente, grazie per essere stato con noi. Grazie anche a voi, alla prossima, Grazie, arrivederci, buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio per l'ultima parte. Rieccoci nuovamente in studio per l'ultima parte di questa diretta. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato con il presidente della Federalberghi di Belluno e noi rimaniamo nel bellunese perché c'è stata la prima prova di funzionamento del centro di coordinamento soccorso ospitato al 14° nucleo elicotteri dei Carabinieri Testato, un nuovo software che consente di superare la gestione delle emergenze. Vediamo. È scattata alle 9:30 di oggi al centro di coordinamento soccorsi ospitato nella sede del 14° nucleo elicotteri a Belluno l'esercitazione che ha testato la validità di un sofisticato software chiamato Mercurio che innalza la qualità operativa di tutte le componenti del sistema di protezione civile in caso di emergenza. Nuovi computer, nuovi server acquistati grazie al contributo di Fondazione Cari Verona e lo sviluppo di un nuovo programma elaborato dal CED della Prefettura. Una persona che ha bisogno, un sindaco per esempio, chiama in sala operativa, l'interlocutore che risponde al telefono, dotato adesso di cuffiette e di computer nuovi, registra sul sistema Mercurio, si chiama così il sistema, i dati di questa segnalazione. Poi in base al tipo di intervento il programma prevede già una serie di casistiche, circa 30, il sistema in automatico smista questa segnalazione mandando una copia a tutti gli enti coinvolti. In sala operativa oggi l'allenamento si è svolto con un test che ha riprodotto uno scenario sulla scorta dell'esperienza maturata con Vaia. Circa 130 le richieste processate nella giornata che si è conclusa con un'attività di monitoraggio e di valutazione delle criticità. Oggi il centro coordinamento soccorsi è questo e quindi deve essere perfettamente funzionante. Abbiamo investito dei soldi in attrezzatura tecnologica, informatica, ma con l'idea chiara di poter trasferire l'intero centralino e l'intera dotazione nel nuovo CCS. Ed eccolo il rendering della nuova struttura che sorgerà all'ex Toigo, sede del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco, 800 metri quadrati per la cittadella delle emergenze che sarà il fiore all'occhiello della protezione civile. Previsione, prevenzione, non solo gestione dell'emergenza sono aspetti assolutamente importanti e la prova ce l'abbiamo avuta qui a Belluno. Le esercitazioni come quelle di oggi servono appunto per affrontare in tempo di pace eventuali situazioni di criticità, eliminandole in modo tale che quando poi c'è l'emergenza vera non si riscontrino più questo tipo di criticità. E lo abbiamo detto, ormai Pasqua e Pasquetta alle porte, abbiamo detto che è importante vedere questo test per capire se questa ripresa c'è anche a livello turistico. La tendenza è confermata, sarà la Pasqua della ripresa proprio del turismo. A Padova si rivedono alcune comitive di stranieri, ma sono anche attesi soprattutto gli italiani pronti a scoprire i capolavori dell'Urbs Picta, patrimonio UNESCO. Non parlo italiano, scusi. Germania? Germania, sì.
Gruppi di tedeschi ma anche comitive di portoghesi o francesi. Torna a parlare straniero il turismo padovano che a Pasqua e per il ponte del 25 aprile troverà il suo punto di forza soprattutto negli italiani. C'è una crescita di richieste, non ancora come prima del Covid, comunque una lenta ripresa che riguarda soprattutto i gruppi di italiani per adesso, anche se ci sono gruppi di tedeschi, francesi, portoghesi, comunque sporadici, però non ancora nei numeri sperati. Grande la curiosità che muove gli italiani che arrivano a Padova e nella sua provincia per la prima volta, con gli itinerari dell'Urbs Picta a primeggiare tra le richieste. Le richieste per l'Urbs Picta sono aumentate e anche quelle naturalmente per la Cappella degli Scrovegni, e quindi sicuramente anche il Palazzo della Ragione, che è un edificio straordinario, ha avuto un incremento di visitatori, ma richieste molto diversificate arrivano anche proprio dagli italiani che sono non solo agenzie ma anche gruppi privati, famiglie, hanno un grande desiderio di movimento, e anche le scuole che rimanendo in Italia, sono rimaste, probabilmente quest'anno rimarranno ancora quest'anno in Italia, chiedono degli itinerari che possono mescolare itinerari naturalistici come giardini, ville o monumenti importanti come quelli dell'Urbs Picta o città come Venezia, Vicenza, il Giro Classico per Padova. Netto il cambio di direzione rispetto all'epoca pre-Covid, grande la voglia di tornare a viaggiare dopo 2 anni con Pasqua in lockdown. Se la ripresa doveva esserci, i segnali ci sono tutti. Sì, ci sono, grazie a Dio, ci sono. E da Padova ci spostiamo a Treviso perché è positivo anche il sondaggio in vista della Pasqua effettuato da Confcommercio per ristoratori e panificatori, e la ripresa c'è. Sembra proprio che sia una Pasqua di resurrezione anche economica e commerciale, finalmente la prima Pasqua aperta dopo 2 anni, e quindi le attese sono sicuramente in linea con le prenotazioni che sono già arrivate e che comunque si attendono nei prossimi giorni da qui a domenica. La ripresa finalmente si fa sentire e a Pasqua per ristoratori e panificatori il lavoro non mancherà. Lo annunciano con soddisfazione FIPE e gruppo panificatori di Confcommercio alla luce di un sondaggio effettuato nelle scorse ore su una trentina di attività. La ripresa c'è e le festività primaverile fanno da traino. Risultano attività in aumento soprattutto nelle aree collinari, nelle località che hanno una vista panoramica o comunque una posizione all'aperto. Molto bene anche il catering, che è un settore che era stato azzerato durante il lockdown e che invece oggi segnala una forte ripresa, e tutto l'anno risulta essere ricco di prenotazioni interessanti confermate. Di contro c'è la carenza ormai cronica di personale, difficile gestire i picchi di lavoro. Rimane questa difficoltà di organizzare la forza lavoro rispetto agli ordini che arrivano, e non è sempre facile, ecco. Resta comunque uno scenario incoraggiante, malgrado la pandemia, malgrado il freno imposto dalla guerra in Ucraina, la sensazione è quella della vita anche economica che riprende per il terziario. Speriamo che appunto anche il passaggio dal 1° maggio a togliere le mascherine sicuramente darà anche psicologicamente un segnale di fiducia nella ripresa. Ci lasceremo un pochino alle spalle, come già capitato per gli altri anni, e la finestra difficile dell'anno, e apriremo invece le porte al periodo buono estivo, che ha sempre potuto garantire il sostentamento economico delle nostre attività. Ed ora ci spostiamo nel Vicentino Bassanese. Lo scrigno di meraviglie della Pedemontana si mette in mostra alla Borsa del Turismo di Milano e arriva una novità, la strada dei birrifici. La fascia della Pedemontana è il cuore del Veneto, uno scrigno di ville, borghi, paesaggi, colline e fiumi che nei giorni scorsi si è ben esposto nella vetrina internazionale della Borsa del Turismo a Milano. Siamo appena tornati dalla BIT di Milano, la Borsa internazionale del turismo, dove all'interno del padiglione della Regione Veneto abbiamo promosso quelle che sono le tipicità della Pedemontana, quindi i prodotti tipici, le ville palladiane, i castelli, ma anche i percorsi da fare in bicicletta e da fare a piedi con gli amici o con le famiglie. Ecco a chi si rivolge l'OGD Pedemontana Veneta e Colli.
ai gruppi organizzati, alle famiglie, ma anche agli amanti della bicicletta, del camminare, agli amanti del vino e anche naturalmente da poco agli amanti della birra. Su questa base si innesta il progetto della strada dei birrifici. È la prima della Regione Veneto e vuole unire e promuovere questo prodotto artigianale veneto e far sì che tutte le persone che arrivino nella Pedemontana possano visitare i luoghi dove viene prodotta la birra, ma anche ascoltare quelle che sono le storie dei mastri birrai che profumano di passione. Una strada dei birrifici che abbraccia però molto altro: cultura, tradizione, gusto e tempo libero. 20 birrifici che possono essere uniti con la visita alle ville palladiane, ad esempio, o la visita al castello di Thiene o altre peculiarità che offre il territorio. E siamo arrivati davvero al termine di questa edizione. Io ringrazio soprattutto i registi Mattia Pizzaia e Italo Morao che ci hanno seguito, e ringrazio anche davvero voi per averci seguito. Grazie e arrivederci.